Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 16 maggio, come al solito le prime pagine delle agenzie di stampa online all'Ansa.it con Trump che mette al bando Huawei, scontro fra Stati Uniti e Cina, l'azienda cinese di telecomunicazioni inserita ufficialmente nella lista nera del commercio americano. Così saranno danneggiate imprese e consumatori e la replica del colosso cinese. Scontro aperto tra Stati Uniti e Cina dopo la decisione del presidente Trump di vietare l'acquisto di apparecchiature Huawei e ZTE da parte di società di telecomunicazione americane. L'azienda cinese è finita nella lista nera del commercio degli Stati Uniti. Ha replicato dicendo che la norma danneggerà imprese e consumatori e frenerà gli sforzi per sviluppare la tecnologia del 5G. Lo spread sfiora i 290 punti. Il ministro Tria dice il nervosismo è ingiustificato. E poi Coppa Italia e trionfo Lazio. L'Atalanta, la squadra di calcio bergamasca, rinvia il sogno. Decreto sicurezza bis e scontro fra Salvini e Toninelli. Il ministro delle infrastrutture interviene sul tema del decreto sicurezza bis. Il ministro Toninelli annuncia che il provvedimento slitta dopo le elezioni. Abbiamo il decreto crescita alla Camera, lo sblocca cantieri al Senato, le Camere devono impegnarsi a fare questo, dice Toninelli. Dopo le elezioni, dopo l'approvazione di questi due decreti fondamentali, valuteremo con serenità anche il decreto sicurezza bis. Replica Matteo Salvini: non penso che la lotta alla camorra conosca pause elettorali e le coperture finanziarie ci sono. Il decreto sicurezza bis è pronto, lunedì va in Consiglio dei Ministri, annuncia Salvini. Il decreto sicurezza bis entra nell'ordine del giorno del pre-Consiglio dei Ministri. La convocazione è stata aggiornata con l'aggiunta del provvedimento voluto da Matteo Salvini. Così il provvedimento dovrebbe entrare nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Cambiano le multe previste dal decreto per chi soccorre migranti in mare. Arriva la possibilità di sanzionare le navi con una somma da 20.000 a 50.000 euro. È una novità che emerge appunto dalla bozza del decreto sicurezza bis. Sparisce la sanzione da 3.500 a 5.500 euro per singolo straniero trasportato e viene sostituita da una multa ben più alta ma complessiva. Può essere poi disposta l'espulsione degli stranieri che devono scontare una pena detentiva anche residua non superiore a 4 anni. È un'altra novità che emerge dalla bozza del decreto sicurezza bis. Si allargherebbe così il bacino degli stranieri condannati in Italia che possono essere espulsi. La legge in vigore ora prevede l'espulsione per chi debba scontare fino a 2 anni. La proposta del Ministero dell'Interno raddoppia la pena fino a 4 anni. Chi ha una pena residua non superiore a 4 anni può essere espulso, scontando appunto la propria pena detentiva. Con la nuova norma non si dovrà più aspettare che la pena residua da scontare sia di 2 anni. Si potrà cacciare chi ha ancora 4 anni di carcere. È istituita poi al Ministero degli Esteri un fondo per i rimpatri con una dotazione iniziale di 2 milioni per il 2019. I fondi potranno aumentare fino a 50 milioni annui, potranno arrivare dai risparmi per razionalizzazione dei centri per l'immigrazione. Serviranno a finanziare interventi di cooperazione o intese bilaterali per i rimpatri, scrive l'agenzia ANSA. Poi per finanziamento illecito l'europarlamentare di Forza Italia Comi è indagata, lei dice consulenza regolare. Poi ancora sulla questione degli immigrati, Salvini, la Sea-Watch non entri in Italia. Nuovo scontro, la Sea-Watch 3, nave dell'organizzazione tedesca battente bandiera olandese, soccorre 65 migranti al largo della Libia. Il ministro Salvini replica emanando una nuova direttiva, la quarta in 2 mesi, con cui diffida l'ONG a avvicinarsi al nostro paese e chiede alle forze di polizia di bloccare la nave al limite delle acque territoriali italiane. Non venga in Italia, dice Salvini. I 65 migranti, tra cui, scrive l'ANSA, una persona disabile, 11 donne, 15 minori, di cui 8 non accompagnati, 2 neonati, sono stati salvati a 30 miglia dalle coste libiche. Dunque in acque internazionali, ma nella zona SAR di Tripoli. Sono esausti e disidratati, dice Sea-Watch, affermando di aver immediatamente informato Malta, Italia, Libia e Olanda per indicazioni sul porto dove sbarcare. Nessuno ha risposto, è la conclusione dell'ONG.
Prima ancora che Sea-Watch annunciasse il salvataggio, il titolare del Viminale, Salvini, aveva di fatto negato ogni possibilità che quella risposta possa arrivare dall'Italia. Intanto il GIP di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'inchiesta aperta nei confronti del comandante del capo missione della nave dell'ONG spagnola Proactiva Open Arms, indagati per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo marzo dell'anno scorso di 218 migranti soccorsi al largo della Libia. Mentre lasciamo anche la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere la dnkronos.com velocemente. In primo piano su ADN Cronos la festa della Lazio e poi sempre scorrendo la prima pagina, lanciata da Ponte Sisto, un video incastra l'aggressore di Imen. In primo piano la cronaca nera sulla pagina dell'ADN Cronos, un video incastrerebbe Stefan Julian Catoi, accusato di aver ucciso Imen Chatburi, trovata morta nella notte tra 1 e 2 maggio sulle sponde del Tevere a Roma. A diffondere il video la polizia. L'ex atleta sarebbe stata spinta giù dal ponte proprio dal 26enne di origine romena. Per il reddito di cittadinanza la platea si allarga, scrive ancora ADN Cronos, il decreto è pronto, manca il veicolo legislativo per valutare le richieste per accedere al reddito di cittadinanza sulla base del reddito corrente. Questo permetterà ai disoccupati in particolari situazioni, percettori di disoccupazione, di sussidio di disoccupazione o disoccupati da oltre 18 mesi, di accedere al reddito, dice il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, a margine del primo ciclo di seminari per la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS per avviare la riflessione sul tema del tasso di disoccupazione strutturale e degli obiettivi di finanza pubblica. Oggi, ricorda Tridico, l'ISEE e corrente possono farlo tutti, a determinate condizioni che verranno però allargate a coloro che erano entrati in disoccupazione nel periodo precedente al 18° mese. Insomma, l'intento è quello di allargare la platea degli ammessi al reddito di cittadinanza, poi vedremo come. Mentre Vito Crimi, ospite di ADN Cronos Live, ne parleremo dopo per la storia di Radio Radicale. Intanto diamo uno sguardo anche, oltre c'è un'altra notizia per la verità in prima pagina sull'ADN Cronos, taser a tutti i poliziotti, la pistola elettrica sarà tra le dotazioni standard delle forze di polizia. Vediamo il primo piano anche dell'AGI, agi.it. Angela Merkel non vuole Salvini nel Partito Popolare Europeo, vedremo l'intervista alla Stampa di Torino più tardi, troppe le differenze a cominciare dai migranti e in generale la sfida populista obbliga l'Europa a difendere i suoi valori fondamentali, dice la cancelliera tedesca. Chi sarà il prossimo presidente della Commissione Europea? È la domanda che pone l'Agi.it in prima pagina. Le reazioni nel governo giallo-verde dopo l'impennata dello spread e quanto ne sai davvero di Unione Europea. C'è un test elettorale sul sito dell'Agi.it. 15 domande a risposta multipla per metterti alla prova. Di cosa è accusata Lara Comi? Una tangente da 31.000 euro mascherata da consulenze fittizie per finanziare la sua campagna per le europee. Questa è la convinzione della procura, così in primissimo piano l'agenzia agi.it. Mentre diamo adesso uno sguardo alle pagine Facebook come al solito di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. La Sea-Watch ha soccorso 65 migranti al largo della Libia, nave di ONG tedesca con bandiera olandese. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti sono e rimangono chiusi, scrive Salvini. Poi questo sabato alle 15 a Milano, Piazza Duomo, che a parte la campagna, lui non ci sarà. Lui non ci sarà, in questo caso è Zingaretti, segretario del PD. E tu? Trova il pullman su legaonline.it/pullman, legaonline.it/pullman. Questo è l'indirizzo per i pullman, appunto, per la manifestazione di sabato. Oggi Salvini è in Puglia, San Severo, poi Foggia e poi in Basilicata a Potenza nel primo pomeriggio. Una giornata che si vede concludere poi con Campobasso e Frosinone Campobasso. Una lunga giornata in centro-sud Italia per Matteo Salvini. E sempre dalla sua pagina Facebook, vincoli e imposizioni europee, ha appena scritto Salvini 12 minuti fa. Per me vengono prima il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto alla speranza
di milioni di italiani. 26 maggio, referendum farà precarietà e lavoro, passato e futuro. Buona giornata amici, vi aspetto sabato pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. Manca poco e ci riabbracciamo, scrive Matteo Salvini sulla sua bacheca Facebook. E sempre dal Facebook di Matteo Salvini, una cagnolina incinta con zampe e muso legati, chiusa in un sacco, salvata, partorisce 3 cuccioli. Gli occhi di questa neomamma, la cagnolina, dicono tutto. Al lavoro per raddoppiare le pene per gli infami che maltrattano gli animali. Guai a chi li picchia e li abbandona. E poi in Molise, a Campobasso, una marea di gente per bene con la Lega, alla faccia di chi passa le giornate a raccontare quanto sia brutto, cattivo e pericoloso Salvini, scrive lo stesso Salvini. Una diretta da Campobasso di 29 minuti. E poi bella squadra quella del PD, ora con Boldrini è proprio completa. Boldrini ha annunciato che voterà PD alle europee, da una parte il passato, dall'altra col voto alla Lega il futuro, scrive ancora Salvini. E se avete voglia, tra poco, ieri sera alle 20:30 su Rete 4 lo potete rivedere, una intervista sulla idea di Europa senza striscioni. Un caffè a chi fa lo striscione più ironico lo offro io, scrive Salvini, ma insulti e minacce di morte non sono libere espressioni. Da spara a Salvini muori, ne ho contate da inizio anno 126. Dopodiché ci informava 11 ore fa Salvini: ho presieduto al Viminale il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. Un'ottima notizia: dopo la positiva sperimentazione, la pistola elettrica entrerà nella dotazione standard delle forze di polizia. I vertici delle forze dell'ordine hanno sottolineato la recrudescenza di aggressioni nei riguardi di agenti e operatori. A questo risponderà il decreto sicurezza bis, che prevede l'inasprimento delle pene per chi aggredisce i nostri uomini e donne in divisa, scrive ancora Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Ieri sera a Campobasso, ve lo rivedete, e poi diamo un'occhiata anche al Facebook di Luigi Di Maio. Come al solito, l'intervista a porta in apertura, poi Di Maio rivede il figlio morto, un commovente incontro prima della convention. Ho finalmente incontrato il signor Simonetti, è stato commovente come quando ho letto la sua lettera, scrive Luigi Di Maio. Ad Ascoli Piceno è venuto il fatto di cui si parla. Ivan Simonetti, alpino in servizio all'Aquila, perse la vita 17 anni fa in un incidente stradale. Il padre cadde in una profonda prostrazione quando la politica non c'entra nulla e lascia il posto al sentimento umano, scrive Di Maio sulla sua pagina, riportando le cronache di un quotidiano locale di Ascoli Piceno. Poi avrete notato che l'unica proposta del PD per le europee, scrive Di Maio, è attaccare il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto. Fosse solo questo il problema, ci metterei la firma. Agli attacchi siamo abituati, ma oggi ce n'è un'altra grave. Dopo aver votato contro ieri al voto di scambio politico-mafioso e naturalmente insieme a Forza Italia, questo pomeriggio il PD si è opposto al nostro emendamento al decreto Calabria per togliere la sanità dalle mani dei partiti. Si sono opposti sempre insieme a Forza Italia, scrive Luigi Di Maio. Dispiace solo che anche l'altra parte della maggioranza si sia astenuta, ma l'emendamento fortunatamente è passato grazie al sostegno del movimento e per via delle assenze. È il primo passo per far fuori i raccomandati dagli ospedali e fare in modo che a prevalere sia il merito e non i figli di. È quello che a questo paese serve. Non le polemiche sparate o slogan, serve che la politica si metta al lavoro, serve un segnale diverso e mentre tutti parlano noi questo segnale lo stiamo dando. Ora il passo successivo sarà approvare una legge dello Stato per mettere tutto a sistema. Il mio grazie a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari per bene che ogni giorno sono al servizio del paese. Andiamo avanti, non fermiamoci. Ci sono molte cose da fare e io un altro governo PD Forza Italia non lo voglio, dice Di Maio. Sulle sintonie col PD poi il suo video, appunto, sulla 7 di martedì, se non sbaglio, sono 50 secondi in cui parla Di Maio delle sintonie con il PD. Li ha sentiti quelli del PD? Le piacciono? Le piacciono perché Salvini dice c'è troppa sintonia tra i 5 Stelle e il Partito Democratico. Ma quale sintonia ci può essere con un partito che l'unica proposta che ha fatto in 3 mesi di nuovo segretario del PD è quella per alzare lo stipendio dei parlamentari e reintrodurre i vitalizi? Il PD è un semaforo, sta fermo lì con il suo nuovo segretario che però rappresenta sempre i renziani. Quello è sempre lo stesso partito che ha cambiato solo volto. Io non ho nessuna sintonia con quel partito. Gli avevo detto votiamo insieme
il salario minimo per aumentare gli stipendi agli italiani da 2-3 euro al minimo 9 euro all'ora. Loro hanno ritirato la loro proposta sul salario minimo e hanno introdotto quella sul salario minimo ai parlamentari a 19.000 euro al mese. Sa cosa Quindi c'è? chi mi accusa di sintonie col PD è chi non sa che sono stato quello che più ha attaccato questo partito. Allora, facciamo mesi, conto che lo sappia. Così Di Maio sulla sua pagina Facebook e poi sempre dal primo piano della pagina Facebook di Di Maio, dichiarazione alla stampa dopo l'incontro con le associazioni familiari. E il lavoro e l'impresa, crescita sostenibile dell'export, della produzione industriale, su questo si baserà ogni nostra azione da qui alla legge di bilancio. Così Di Maio, che poi era ospite su Rai 2 alle ore 21, su Rai 1 alle 23:35 ieri, e poi dalla Fiera Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Exco, 40 paesi, 200 enti pubblici e privati, 3.500 partecipanti. Tra le priorità, l'avvio di uno sviluppo condiviso, uscendo da un approccio sbilanciato tra donatore e beneficiario, e l'obiettivo di dar vita a un modello che metta al centro il ruolo delle piccole e medie imprese, protagoniste dello sviluppo economico locale, che nel caso dell'Italia rappresentano un'eccellenza da condividere con tutto il mondo. È la fiera internazionale dedicata alla cooperazione allo sviluppo, alla quale ha partecipato anche il ministro Di Maio. Intanto i dati ci dicono che l'economia migliora, il reddito di cittadinanza sta funzionando molto bene, ma la cosa che più mi sta a cuore, scrive Di Maio, è vedere migliorata la qualità della vita delle persone. Leggere certe testimonianze mi rende orgoglioso di quel che abbiamo fatto. In questi mesi abbiamo sentito opinionisti dispensare critiche, seduti nei salotti televisivi, lontani dalle richieste di aiuto di milioni di cittadini. Oggi quegli appelli si sono trasformati in messaggi da parte di chi vede la propria vita cambiare in meglio. Non dico che tutto sia risolto, abbiamo tanto da fare, ma da qualche parte bisognava iniziare. Se questi sono i risultati, dico che abbiamo iniziato nel migliore dei modi possibili. Non ci fermiamo, voi stateci vicini, scrive Di Maio, che è stato anche ospite a Matrix, la sua intervista, eccetera. Con questo lasciamo le pagine Facebook e andiamo proprio all'intervista che Luigi Di Maio ha rilasciato al Corriere della Sera, che apre la prima pagina del Corriere della Sera. Di Maio alla Lega: basta estremismo e modi da casta. Lite tra alleati sul decreto sicurezza. Così la mette il Corriere in prima pagina. L'intervista di Emanuele Buzzi a Di Maio: Salvini risponda ai nostri appelli, sarebbe folle fermare il governo. Gli ho chiesto di sederci a un tavolo per flat tax e salario minimo. Non voterò una manovra che aumenti il debito. Luigi Di Maio. Giancarlo Giorgetti ha detto, inizia così l'intervista, Giancarlo Giorgetti ha detto che non si arriva così a fine legislatura. Per Matteo Salvini invece non ci sono alternative a questo governo. Il leader della Lega si lamenta degli insulti da parte vostra. Come finirà? L'ho detto più volte e lo ribadisco, risponde Di Maio, per quanto mi riguarda questo governo andrà avanti per altri 4 anni. Abbiamo preso un impegno con i cittadini firmando un contratto di governo, arriveremo fino alla fine. Salvini non si inventi gli insulti, noi semplicemente abbiamo tenuto il punto su un caso di corruzione come il caso Siri. Poi, in verità, dalla mattina alla sera ci occupiamo di contenuti, di tutti quei provvedimenti che dobbiamo approvare il prima possibile. L'obiettivo è continuare a dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo già approvato reddito di cittadinanza, quota 100, la spazza corrotti e tante altre misure che chiedevano gli italiani. Adesso pensiamo al salario minimo, conflitto di interessi, e continuiamo a tagliare gli sprechi della politica. A Salvini, dice l'intervistatore, non è piaciuta la sua battuta sul fatto che per la vicenda Siri è passato dalla felpa all'abito della vecchia politica. Sulla vicenda Siri c'è poco da aggiungere, dice Di Maio. C'era un sottosegretario indagato per corruzione, nella stessa inchiesta persone legate ad ambienti mafiosi. Abbiamo chiesto immediatamente le dimissioni perché il governo non poteva essere macchiato. Se la Lega avesse accolto subito le nostre richieste avremmo archiviato in fretta il caso. Hanno fatto resistenza inizialmente, ma alla fine hanno capito che su casi di corruzione noi non facciamo sconti. Adesso andiamo avanti, continuiamo a lavorare per i cittadini. La vicenda Siri ha logorato i vostri rapporti? Per quanto mi riguarda, no. Sarebbe una follia fermare questo governo per fatti di corruzione. Io non ho nessun problema, anche perché i cittadini si aspettano molto da noi. Poi, se qualcuno nella Lega se la prende sul personale, mi spiace, siamo grandi e vaccinati. Tutti sanno che le dimissioni di Siri erano doverose.
Pochi giorni dopo le europee, dice l'intervistatore, rischia di aprirsi un caso analogo per il sottosegretario leghista Rixi in attesa di giudizio per rimborsi della regione Liguria. Che farete in caso di condanna? Al momento opportuno faremo le valutazioni del caso, risponde Di Maio. Siri e Rixi, situazioni diverse, infatti non bisogna generalizzare, dice ancora Di Maio. Intanto le cronache giudiziarie dicono che nella maxi inchiesta milanese sono indagati Marco Bonometti e Lara Comi. Penso a questa inchiesta, dice Di Maio, ma anche a quelle dei giorni scorsi, e si rafforza una convinzione: solo il movimento è l'argine al vecchio sistema politico affaristico che ha predominato fino a qualche anno fa, screditando il nostro paese e danneggiando i cittadini. Col leader della Lega vi vedrete per un chiarimento? Ho fatto più volte appelli alla Lega, appelli pubblici, risponde Di Maio. Gli ho chiesto di sederci attorno a un tavolo, discutere di salario minimo e flat tax per il ceto medio. Noi ci siamo, stiamo lavorando per i cittadini. Mi faccia citare anche il miliardo che investiremo per le famiglie. Alla gente interessano queste cose, non le chiacchiere. Quando vi vedrete, cosa gli proporrà? O state facendo finta di litigare perché siete in campagna elettorale, oppure siete così forze diverse che non si vede come possano continuare a stare insieme? Alla Lega, risponde Di Maio, dico andiamo avanti, ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta. Questi comportamenti noi li denunceremo anche dopo le europee, mentre quando ragioniamo sui temi concreti che interessano alla gente troviamo sempre un accordo. Salvini si è lamentato per i no dei 5 Stelle alla flat tax e al decreto sicurezza e sostiene anche che la sanità nell'autonomia non crea squilibri. Salvini si inventa i no per fini elettorali, sono tutti sì, assolutamente sì alla flat tax. Come spiegavo prima, abbiamo detto alla Lega che siamo disponibili, aspettiamo il testo. Abbiamo solo fatto una premessa, ok alla flat tax che aiuti ceto medio e famiglie. Per la questione migranti aspetto di capire da Salvini come intende risolvere la questione degli irregolari in Italia e quindi dei rimpatri. Per quanto riguarda scuola e sanità, una questione semplice: dobbiamo garantire parità di trattamento da nord a sud sia al settore scolastico che a quello sanitario. Questo governo non è nato per spaccare il paese in due o creare divari tra una regione e l'altra su temi importanti come quelli. Dunque basta agire in maniera responsabile e coerente. Mi faccia dire che in merito alla norma che toglie la politica dalla sanità, questo nostro è un grande successo. Intanto l'economia ancora fatica, lo spread è tornato a quota 2,90 per le vostre liti. Non la preoccupa? Sono preoccupato per i salari bassi nel nostro paese, risponde Di Maio. Devono salire gli stipendi degli italiani. Anche per questo stiamo lavorando a una legge sul salario minimo, paga minima di 9 euro lordi all'ora. Poi dico anche che il Movimento 5 Stelle, col suo 32%, non permetterà mai una legge di bilancio che aumenti il debito pubblico. Il Premier Conte ha detto che evitare l'aumento dell'IVA non sarà semplice, ha ribadito che l'IVA non aumenterà, dice ancora Di Maio. Siccome i fatti dimostrano che manteniamo le promesse, le posso assicurare che questo governo non farà mai aumentare l'IVA. Quanto al voto in Sicilia, a Caltanissetta avete vinto con elementi civici nelle vostre liste. Ripeterete l'esperimento a Caltanissetta? A Castelvetrano ha vinto il Movimento 5 Stelle, risponde Di Maio. Abbiamo sconfitto le solite accozzaglie di partiti messi insieme per il potere e dimostrato che quando non vinciamo noi, vincono gli estremisti e gli inciuci. Il patto del Nazareno, PD, Forza Italia. Sulle alleanze ho già avviato con tutti i portavoce una fase di discussione. Uno dei temi è l'alleanza alle amministrative con liste civiche. Così Di Maio al Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera, poi oltre all'intervista a Di Maio, Conte che dice difficile evitare il rincaro dell'IVA. Poi parla Gentiloni, presidente del PD, i 5 Stelle sono pericolosi come la Lega, gli accordi, prima si rivoti e l'Italia è isolata in Europa, si rischia l'Italexit, dice Gentiloni. C'è anche un'intervista con Marine Le Pen, Salvini contro il PPE e il PSE, la vedremo tra poco. La leader della destra francese dice Salvini può mettere fine alla morsa di Partito Popolare Europeo e Partito Socialista Europeo, PPE e PSE. L'immigrazione deve essere bandita. L'economia dimenticata è il tema invece dell'editoriale firmato da Dario Di Vico sul Corriere della Sera in prima pagina, il succo, la sintesi. E questa qui, una scissione da ricomporre tra economia e politica verso il voto europeo, l'economia dimenticata. Ma ci sono anche le foto la foto di un ultra scatenato a Roma contro scontri a Roma, e la sindaca Raggi dice sono dei barbari, arrestati 5 tifosi laziali per la guerriglia prima della finale
di Coppa Italia, aggredita una pattuglia di vigili. Alla Lazio il trofeo, Atalanta sconfitta 2-0, il trofeo consegnato dalla Presidente del Senato Casellati. E ancora 3 titoli in prima pagina sul Corriere della Sera. Il gommista che sparò dice: non voglio più la pistola con cui ho ucciso. No alle armi, odio la pistola con cui ho ucciso, non la voglio più. Se tornassi indietro non sparerei. Così il gommista di Arezzo Fredi Pacini, che l'anno scorso uccise il ladro. Il PM ha chiesto l'archiviazione per lui. Mentre slitta il termine per la rottamazione fiscale, che riparte, nuovo atto di rottamazione fiscale dopo la scadenza del 30 aprile per chiedere di aderire all'agevolazione. Potrebbero riaprirsi i termini fino al 31 di luglio, la proposta nel decreto crescita. Parla poi il Chief Executive Officer di Ryanair, Timothy O'Leary. Possiamo aiutare all'Italia a rilanciare i voli nazionali, dice in un'intervista al Corriere della Sera. O'Leary parla della compagnia di bandiera italiana, sopravviverà anche per il bene del paese, dice il numero 1 di Ryanair. I piani con Alitalia, Ryanair può aiutarla a rilanciare i voli nazionali. Quando si guarderà la storia della compagnia si dirà che questa dei commissari è stata la gestione migliore mai avuta dalla Alitalia. Possiamo aiutare ad alimentare i voli intercontinentali. Alitalia è un brand incredibile, con i commissari di Alitalia ci incontriamo ogni tanto, per ora restiamo nelle retrovie. Ci potremo occupare delle rotte dagli aeroporti secondari d'Italia e del vecchio continente, portando i clienti a Roma da far imbarcare sugli aerei di Alitalia. Alitalia non dovrebbe rinunciare alla sua rete, perché loro si occuperebbero dei voli intercontinentali, ma anche di quelli con le capitali europee e le grandi città italiane dove ci sono i passeggeri business. La compagnia tricolore sopravviverà, il governo troverà un modo, dice il numero 1 di Ryanair. Quello che deve fare è espandersi sul lungo raggio. I visitatori devono arrivare in Italia direttamente, senza fermarsi in altri hub. I commissari all'Italia hanno fatto un lavoro fenomenale. Dovrebbero far gestire la compagnia a loro per altri 10 anni. Gubitosi e Paleari hanno fatto cose eccezionali. Quando si guarderà la storia di Alitalia si dirà che questa è stata la gestione migliore mai avuta. Perché non compriamo Alitalia? Perché siamo la compagnia numero 1 nel paese e loro sono la seconda. L'antitrust europea ci fermerebbe, così il numero 1 della Ryanair. Lasciamo però adesso la prima pagina. In seconda pagina sul Corriere della Sera la questione dello spread, che va a 290 punti. Conte dice che sarà difficile evitare il rincaro dell'IVA. Il ministro Tria parla di nervosismo ingiustificato delle borse. Il Colle monitora e attende le scelte sui conti pubblici. Così in primo piano sul Corriere della Sera. Poi c'è la questione del decreto sicurezza. Dopo il voto, no, è già pronto, così botta e risposta fra Salvini e Toninelli. Nel testo più che raddoppiata la multa per chi salva i migranti, scrive il Corriere della Sera. Mentre c'è poi l'intervista di Marco Cremonesi a Marine Le Pen, come abbiamo detto prima. Matteo può mettere fine alla morsa di PPE e PSE e Orban venga con noi. L'immigrazione deve essere bandita. Esiste una vera alternativa a cui stiamo lavorando con Matteo Salvini, che può mettere fine alla morsa del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo, che ha portato l'Europa a essere perdente e screditata, dice Marine Le Pen. Condividiamo con Salvini la stessa visione di Europa fondata sulla sovranità, sul diritto dei popoli all'autodeterminazione e alla cooperazione volontaria. E crediamo che l'Europa si possa costruire senza la coercizione, il ricatto e la minaccia permanente. Se il Rassemblement Nazionale e la Lega avessero responsabilità concrete dopo le europee, la Francia sarebbe disposta ad accettare quote ulteriori di ripartizione di immigrati, come chiede Salvini? Domanda Cremonesi. Risponde Marine Le Pen. Salvini chiede che l'Unione Europea guardi in faccia i fallimenti della sua politica migratoria e ne tragga le conseguenze. Non è sufficiente insultare i governi, come ha fatto Macron, per nascondere il fiasco di una politica migratoria. Dunque, Rassemblement National e Lega condividono le stesse considerazioni, che l'Unione Europea è un acceleratore tossico di immigrazione massiva e Frontex è l'agenzia di accoglienza, accompagnamento e distribuzione. Quanto alla Commissione, non vuol fermare né regolare l'immigrazione, vuole intensificarla, come affermano i commissari europei. Con Salvini abbiamo la stessa volontà di porre fine alla libera circolazione dei migranti.
Domanda ancora Cremonesi a Marine Le Pen. Se lei arrivasse al governo della Francia, esigerebbe il ritorno degli immigrati secondari, quelli entrati nell'Unione Europea dall'Italia? La domanda è, risponde Le Pen, perché far portare ai paesi europei la responsabilità del fiasco della politica migratoria imposta dall'Unione Europea? La nostra posizione è: l'immigrazione deve essere bandita. I migranti che non hanno ottenuto il diritto di stare nel nostro paese devono essere ricondotti in quello di origine. Sarebbe disposta a entrare in un gruppo col partito Fidesz di Orban e i tedeschi di AfD. L'unione fa la forza, risponde Le Pen, e il vento della storia soffia nelle vele dei difensori delle nazioni. Il nostro obiettivo è quello di creare un supergruppo, il più forte possibile. Chi condivide è il benvenuto. I tedeschi di AfD, gli ungheresi, gli amici danesi e finlandesi. Questa è la vera alternativa a cui stiamo lavorando con Salvini. Fidesz, il partito di Orban, è sospeso dal PPE. Molti partiti di quel gruppo, inclusi i tedeschi, esigono la sua esclusione. Non spetta a me dire a Orban che fare, ma a giudicare dalle posizioni del governo ungherese mi pare ovvio che sia incompatibile coi principi del PPE, basati sull'accelerazione del federalismo attraverso trasferimenti di sovranità e governo comune. Quanto all'antisemitismo in Francia e nell'Unione Europea, vi è innegabilmente, dice Le Pen, una ascesa di atti antisemiti nel nostro paese, il cui principale vettore è l'ideologia islamista, che prospera con l'appoggio di formazioni di sinistra e di estrema sinistra. Sradicando il fondamentalismo islamista si combatterà l'antisemitismo. La Lega in rapporto con le forze neofasciste: conosco personalmente Salvini, considero questi attacchi infamanti, rivelatori dei metodi di intimidazione usati da coloro che si sentono sfuggire di mano il potere, sono pronti a tutto per mantenerlo. Ultima domanda: lei avrebbe firmato l'accordo Belt and Road, la via della seta, con la Cina? L'accordo, conclude Marine Le Pen, è l'esempio perfetto dell'impotenza dell'Unione Europea a dare impulso a grandi progetti. Oggi i paesi europei si rivolgono alla Cina per finanziare le proprie infrastrutture, a causa del fatto che l'Unione Europea non lo fa o impone condizioni di finanziamento inaccettabili. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sempre per la politica interna, poi vi segnalo su Il Tempo di Roma, invece, facciamo una piccola deviazione sul quotidiano romano, l'abitacolo, la rubrica del direttore Franco Bechis, che insieme a fare un giro in macchina con un ospite, che questa volta è il viceministro dell'economia dei 5 Stelle, Laura Castelli. Con la Lega tutto ok, la flat tax si fa a gradi, realizzeremo il nostro programma, stiamo recuperando tutti i fondi rimasti incagliati nei vari ministeri. Sbagliata la visione di Mario Monti, possiamo lavorare con l'Unione Europea. Il cardinale elettricista? C'è un problema sociale ma pure di legalità. Il ministro dell'economia Tria non sempre è calmo. Io ho capito che fare la voce grossa non è il solo modo per risolvere, anzi è pure dannoso. Con Invimit stiamo segnalando agli enti locali il patrimonio immobiliare, che possano usarlo per migliorare l'economia. Ho la fortuna di lavorare con un collega come Massimo Garavaglia, che ha una grande esperienza. Da lui, il sottosegretario leghista, sto imparando tantissimo. Un altro è il sottosegretario leghista Massimo Bitonci, comunque 2 persone di esperienza. Una lunga chiacchierata, quella di Laura Castelli con il direttore del Tempo Franco Bechis. Intanto dal Messaggero Veneto, cioè dal quotidiano del Friuli Venezia Giulia, nella Lega friulana esplode il malcontento per il patto di governo col Movimento 5 Stelle, enfatizza il quotidiano locale. I big della regione sfogano la loro delusione sui social. Salvini come il Duce. Qui siamo invece in cronaca di Repubblica. A Palermo, punita una professoressa, la docente è stata sospesa dal provveditorato, sospesa per 15 giorni
con lo stipendio dimezzato per non avere vigilato sul lavoro di alunni 14enni che alla giornata della memoria, scorso 27 gennaio, avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 38 al decreto sicurezza del ministro Salvini. Per 2 settimane, da sabato scorso, la professoressa di italiano dell'Istituto Industriale Vittorio Emanuele III Rosa Maria Dell'Aria non potrà prestare servizio. L'ufficio scolastico provinciale le ha comminato un provvedimento disciplinare, la punizione al termine di un'ispezione innescata da un post sui social che non è sfuggito agli uffici del Ministero. Gli studenti avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza. Mentre sfottò a Salvini, qui siamo invece al Corriere Fiorentino, portatela lunga la Scala, perché io sono al 5° piano, lo striscione in Santa Croce, le foto su Facebook. Uno striscione fiorentino diventa bandiera anti-Salvini, uno striscione che sbeffeggia la scelta di togliere altri striscioni per protesta, messi per protesta ai balconi quando arriva il leader della Lega. Portatela lunga la Scala, sono al 5° piano, recita la scritta. Anna Maria Testa, esperta di comunicazione, dice: gli striscioni hanno un effetto dirompente più di ogni opposizione, la rete amplifica i messaggi che sembrano nuovi, dice la Testa, mentre qua siamo a Torino e c'è passato a Torino ieri l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Salvini venga a vedere Piazza Alimonda, in luoghi così si gioca la nostra democrazia. L'ex ministro Minniti in visita ad Aurora. La sicurezza non è solo polizia, anche il comune deve fare la sua parte. I volontari risorsa straordinaria, dice Minniti, la sfida sul nostro futuro si gioca nelle periferie di tutte le città, servono azioni congiunte. Sempre in cronaca di Torino, ma questa è Repubblica, c'è un campione di basket che dice addio all'Italia, si chiama Ngange Diop, immigrato dal Senegal. La mia fuga non è tanto dall'Italia quanto da Salvini. Ho paura, dice la maglia numero 13, Ngange Diop, detto Gangio, giocatore della Avigliana Basket. Sabato è salito su un autobus a Torino diretto a Madrid per non vivere da irregolare. Teme di essere rimandato in Senegal. A star qui senza documenti non sono tranquillo, ho paura perché se mi trovano mi rimandano in Senegal, non ci voglio e non ci posso tornare. Lì ci sono i miei genitori, ma io non posso raggiungerli. A 26 anni, Ngange Diop è salito su un autobus per Madrid. Ha deciso di andarsene dopo che il tribunale ha respinto per la seconda volta la sua richiesta di asilo e ha rifiutato di sospendere il provvedimento in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione. Sempre su Salvini. Protesta dei balconi, qui siamo al Corriere del Mezzogiorno, da Napoli, aumentano gli striscioni e non provate a rimuoverli, dice lo stesso ministro. Sono disposto anche a offrire un bel caffè, dice Salvini, a chi preparerà lo striscione più ironico, ma non tollero insulti e minacce. Non mi occupo di far sparire drappi o altro, ma di far arrestare spacciatori e criminali. Il mio compito, dice Salvini, è proprio questo. Mentre a proposito di migranti, il vescovo che spacca Ventimiglia, il voto si decide sui migranti, scrive Repubblica in cronaca genovese. La lettera di Monsignor Antonio Suetta a titolo personale irrompe nel dibattito elettorale. Viene letta come un invito a sostenere Scullino e il centrodestra contro Ioculano e il centrosinistra. Cala come una bomba tra i fedeli e gli elettori di Ventimiglia la lettera del vescovo, Monsignor Antonio Suetta, intitolata Un voto per l'Europa, critico e costruttivo, una missiva non pubblicata sul sito della diocesi, definita iniziativa personale, ma capace di dividere la grande comunità nell'offrire chiare indicazioni di voto a favore dello schieramento di centrodestra, scrive Repubblica. Mentre da Genova, vicoli assediati dagli spacciatori, SOS con 300 firme, un lungo, dettagliatissimo esposto alla procura per segnalare tutti i luoghi presidiati a Genova dalla malavita, scrive Repubblica. Torniamo però al Corriere della Sera con il caso di Lara Comi, indagata con il presidente della Confindustria Lombarda. L'ipotesi è quella di finanziamento illecito, ma l'eurodeputata dice le consulenze erano vere. Oltre al rapporto con il presidente Bonometti, contestati altri 2 casi per un totale di 109.000 euro. La prima volta che salta fuori lo schema, 38.000 euro di consulenza pagata dalla AFOL, Agenzia per il Lavoro, alla società dell'eurodeputata Lara Comi Premium Consulting SRL. La prima volta che salta fuori lo schema può essere un equivoco nella lettura dell'accusa.
La seconda volta che spunta negli atti d'indagine, 31.000 euro dalle officine meccaniche Rezzatesi del bresciano presidente di Confindustria Lombardia Bonometti per 2 consulenze sulle strategie del mercato dell'auto in Italia-Cina e tendenze del Made in Italy, magari può essere ancora una sfortunata coincidenza di apparenze sfavorevoli. Ma la terza volta, 40.000 euro dal titolare di un'altra azienda, comincia a somigliare troppo a una campagna elettorale per le europee del prossimo 26 maggio, finanziata illecitamente dalla ricandidata eurodeputata forzista con l'escamotage di un fittizio consulenzificio, peraltro non immune dalle macchie di sugo alla Alberto Sordi, come il fatto che il 60% di una di queste consulenze sia curiosamente la copiatura di una tesi di laurea nel 2015 di un ignaro studente della LUIS, banalmente su internet con il titolo Made in Italy, un brand da valorizzare e da internazionalizzare per la competitività delle piccole aziende di torrefazione di caffè. Tra l'altro scornato Bonometti, che giura di aver scoperto solo adesso dai pubblici ministeri nell'interrogatorio, e dunque di sentirsi truffato, che la consulenza della società di Lara Comi era una copiatura di una tesi di laurea disponibile su internet. Per questa ragione ieri Comi, vice capogruppo del PPE, Partito Popolare Europeo, è stata indagata dai PM milanesi per l'ipotesi di finanziamento illecito assieme a Bonometti in uno dei filoni dell'indagine che 10 giorni fa ha portato a 43 misure cautelari, compresi l'eurocandidato forzista Tattarella, il sottosegretario alla regione e altitonante per reati contro la pubblica amministrazione. Sempre sullo stesso argomento, poi nella stessa indagine, gli altri protagonisti: Gioacchino Caianiello, Pietro Tattarella, Fabio Altitonante, Giuseppe Zingale, presidente della AFOL, il centro per l'impiego, citato anche nel caso della eurodeputata Lara Comi. Vedere cammello o pagare niente, i dialoghi tra Zingale, Caianiello e gli altri, il sottobosco politico raccontato attraverso le intercettazioni. Vedere cammello, pagare niente, una battuta secca, un classico che riassume il codice della nuova vicenda di corruzione in Lombardia, scrive Giampiero Rossi sul Corriere della Sera. Si trattano affari e baratti su tutto ciò che le rendite di posizione politico-amministrativa consentono di tradurre in denaro o in ulteriori opportunità di potere e controllo. Il tutto gestito con smania dai politici che non hanno vissuto le stagioni delle grandi inchieste anticorruzione. Il dialogo del cammello riassume tutto questo. Dopo le prime notizie sull'inchiesta, gli imprenditori iniziano a presentarsi dai pubblici ministeri. Come mani pulite, scrive il Corriere della Sera. Sulla questione c'è anche Il Giorno, Lara Comi, quelle consulenze sospette, e Caianiello che dice di lei: vabbè, ma quanto ha preso questa? Spuntano 31.000 euro ricevuti dal leader di Confindustria, dubbi legati ai soldi dell'agenzia pubblica AFOL. Dopodiché Il Giorno dedica una pagina al ritratto del presidente della Confindustria lombarda Marco Bonometti, modi spicci, voce rauca, l'eredità di un impero, presidente e amministratore di Officine Meccaniche Rezzanesi. La sua società fattura 650 milioni di euro all'anno. La morte improvvisa del papà, la laurea al Politecnico, l'apertura al mondo. Ma lasciamo questo tema per andare invece a un'altra questione, la questione della mala giustizia. Siamo a Torino, dove c'è una procura parallela, scrive Repubblica. Come una semplice intercettazione ambientale ha finito per mettere in discussione la credibilità di una parte degli uffici giudiziari di Torino, generando indagini e controinchieste, sospetti reciproci tra magistrati e uomini della polizia giudiziaria. Da ieri l'indagine è stata trasferita a Milano per competenza, in Lombardia, ma rischia di lasciare strascichi. Protagonisti l'avvocato Bertolino e il PM Padalino, uomini chiave dell'indagine su presunti favori fatti da magistrati e avvocati in procura. Morena, racconta la Repubblica in cronaca di Torino, si era affacciata al balcone, agitata. Vincenzo, stanno arrivando. Era troppo tardi, i carabinieri erano piombati in fretta. L'alloggio di Via Bra perquisito, 71 kg di hashish sequestrati, Antonio Piccolo in galera. Una storia banale, ma è da quella perquisizione che si scopre il vaso di Pandora, da un'intercettazione tra trafficanti di stupefacenti, 8 settembre 2016. Uno di questi, Vincenzo Pasquino, parla con gli amici. Con grande leggerezza butta là. L'avvocato Bertolino ha fatto la società a Lourdes col maresciallo dei carabinieri di Via Guido Reni, con il giudice Padalino e la moglie di Renatino Macri. Padalino, l'avvocato Bertolino, Lourdes. È da quella frase che nascono le indagini sulla procura parallela che ha inquinato il Palagiustizia di Torino,
Un corpo estraneo, ma interno agli uffici giudiziari, troppo interno, imbarazzante molto. Ieri, quando i magistrati torinesi si sono spogliati dell'indagine, è stato come aprire la finestra in una stanza con l'aria viziata. Nessuno sa quando il sistema sia cominciato. Potrebbe essere germogliato nel 2004 addirittura, all'indomani del misterioso furto di mobili antichi nella palazzina di Stupinigi. Mobilio tutt'altro che ordinario, più di 30 milioni di euro il valore, opera di un gruppo di sinti piemontesi accidentalmente etichettati come informatori dell'autorità giudiziaria, e invece si scoprirà più tardi erano proprio i ladri cercati da investigatori in mezza Italia. Di fatto quegli arredi dal valore inestimabile furono ritrovati dopo pagamento di un riscatto da 250.000 euro, tutto alla luce del sole. La valigetta, la consegna in aperta campagna, un cimitero a 25 km da Torino, a Pinerolo, dirà la sentenza di condanna di Riccardo Ravera in arte arciere, poi assolto in appello. Un carabiniere, non uno qualsiasi, uno degli uomini che catturarono Totò Riina e che ora aveva fatto da mediatore per recuperare il prezioso mobilio in aperta campagna. Cosa c'entra quella vicenda con le chiacchiere dei trafficanti di Via Bra? Alcuni protagonisti sono gli stessi, a cominciare dal pubblico ministero Andrea Padalino, che a sorpresa aveva fatto arrestare Arciere, l'uomo a cui i vertici della procura avevano dato carta bianca per recuperare la refurtiva. Una parte degli uffici giudiziari che indaga sugli uomini, cui un'altra parte aveva dato il via libera. Carabinieri che indagano su altri carabinieri. Un mondo che si divide a metà. Segno di un passaggio generazionale. La procura che aveva indagato sul terrorismo ha le prese con una piccola storia di miseri favori. Carrozzieri compiacenti, locali notturni, piccoli politici locali. La procura parallela cresce, i poteri forti torinesi si indeboliscono. Insomma, la fatta lunga Repubblica, però è una vicenda di corruzione nell'ambito della procura di Torino. Siamo a Trani e c'è un'altra storia di giustizia venduta, l'indagine sul tribunale di Trani, soldi, frullatori e mazzette ai giudici. Il memoriale di Dintrono, pagai la escort al giudice Nardi, Savasta a Istanbul con la famiglia, un altro pubblico ministero, gli facciamo il viaggio gratis con la famiglia. Nel pomeriggio riprende davanti al GIP di Lecce e proseguirà l'interrogatorio dell'imprenditore cominciato lunedì. A Michele Nardi 1,5 milioni di euro, oltre ai soldi e i regali ottenuti dall'imprenditore Paolo Tarantini. 500.000 al pubblico ministero Antonio Savasta e alla sua famiglia. 75.000 a Luigi Scimè. L'accordo coinvolgeva tutti e tre i magistrati, scrive Flavio Dintrona nel memoriale depositato davanti al GIP di Lecce. Una vicenda di corruzione di proporzioni notevolissime sulla quale nessuno parla sostanzialmente. Mentre andiamo a Verona, il reddito di cittadinanza, è iniziata la grande fuga, arrivano le disdette dopo le speranze, rabbia e delusione. Questo lo scrive l'Arena di Verona. Aspiravano al massimo cifre vicine agli 800 euro, ma si ritrovano in tasca pochi spiccioli, da 27 a 41. Vale ancora la pena di firmare il patto per il lavoro? Si domandano i cittadini. Mentre dal quotidiano La Sicilia, un'altra vicenda tipica, ma anche questa passa in secondo piano nelle cronache dei quotidiani nazionali. Il sistema del credito è inaccessibile, le banche non ti fanno credito e la malavita diventa padrona dei prestiti. Un reato fantasma che pochissime volte è denunciato, un crimine sommerso che strozza, è il caso di dire, famiglie e sempre più spesso colpisce a morte l'economia. In Sicilia la portata reale dell'usura non trova riscontro nelle denunce, gli illeciti fanno fatica ad emergere e restano così nascosti nei drammi personali delle vittime. Non ho denunciato per paura, ma sono pronto a dirvi tutto. Il retroscena dell'operazione di Licata che ha portato all'arresto di figlio e nipote dell'anziana che già 10 anni fa gestiva l'organizzazione terrorizzando le vittime. Infine, sempre rimanendo alle cronache locali, siamo a Genova in questo caso. In primo piano la Liguria in sofferenza sul secolo XIX, il caso Carige, i Malacalza aprono all'opzione salvataggio di mercato per salvare la banca, appunto, e poi la Piaggio, le attività di manutenzione nel mirino di Leonardo. Scaduto il termine per le manifestazioni di interesse all'acquisto. 1021 i lavoratori in cassa integrazione. Da dicembre 2018, 1100 i dipendenti totali della società. I dirigenti non sono soggetti a cassa integrazione. Scaduto il termine per le manifestazioni di interesse all'acquisto di Piaggio, i sindacati pungono Di Maio non faccia passerelle ma porti i fatti. Almeno un pretendente, un ramo di attività di Piaggio Aerospace ce l'ha. È Leonardo, l'ex Finmeccanica. Si vedrà. Mentre torniamo brevemente al Corriere della Sera, concludiamo dal Corriere della Sera con la pagina
delle cronache, dedicata all'uomo che ha le chiavi dei musei vaticani. Da oltre 20 anni, prima dell'alba, apre al mondo le porte dei tesori pontifici. È Gianni Crea, calabrese di Reggio Calabria, che mostra al Corriere della Sera la chiave che apre la porta della Cappella Sistina. Ne esiste una copia soltanto, che ogni notte viene chiusa dalla direzione del museo in cassaforte. Gianni Crea vive a Roma da sempre, è uno degli 11 clavigeri vaticani. Crea in uno dei corridoi dei musei vaticani, e dal 2016 il direttore è una donna, Barbara Iatta, e poi i visitatori all'interno della stanza della segnatura, che ospita la celebre scuola di Atene di Raffaello. Da oltre 20 anni apre al mondo le porte dei tesori pontifici. Questa è la vera grande bellezza, dice l'uomo. A proposito però di cronaca, dal Tempo di Roma, il racconto di uno dei nomadi accusati dell'omicidio dell'anziana signora di 89 anni a Monte Sacro. Volevo i soldi per uscire con la ragazza. Abbiamo deciso all'improvviso, dice il gruppo, per 2. Ci sono addirittura le attenuanti. Mentre, rimanendo ai temi di cronaca, scorie radioattive nella falda di Lonato, Brescia, lo racconta Brescia Oggi, in prima pagina. Tornano i sigilli giudiziari a Lonato sulla discarica del Traversino e sulla ex cava, dove erano stati inizialmente previsti i cantieri logistici del treno ad alta velocità, il TAV. Sono le stesse aree già sequestrate fra settembre e dicembre per 13 ettari, poi dissequestrate in febbraio, mentre proseguivano le indagini della Procura di Brescia. Ieri sono tornate sotto sequestro e 5 persone sono indagate. Aspetto inquietante: dalle analisi dell'Agenzia per l'Ambiente risulta nella falda sottostante un inquinamento da metalli pesanti e elementi radioattivi, scrive Brescia Oggi. Non va molto meglio a Torino, non si respira. Lo racconta il Corriere della Sera in cronaca cittadina. Lo smog assedia scuole e ospedali, il perimetro esterno alla zona a traffico limitato è molto inquinato, il record negativo in via Cigna. I nuovi dati saranno portati in procura. Così il Corriere su Torino. In via Cigna il reportage: polveri su auto e balconi, sempre meno negozi e qui nessuno compra casa. In barriera lo sfogo di chi ci vive. Abbiamo peraltro anche altri problemi di ordine pubblico. Un giorno ci ho messo 2 ore per tornare a Venaria, dice un uomo. Lavo la mia macchina 3 volte alla settimana, dice un altro cittadino. Sempre da Torino, ma dalla Stampa, piazza San Carlo, l'ora dei risarcimenti, il comune pagherà prima delle sentenze. C'è l'accordo con l'assicurazione di Turismo Torino. Assieme provano a rivalersi sul Ministero dell'Interno. La città ammette di avere organizzato l'evento insieme con la società partecipata. Di fronte alle richieste di risarcimento, la città e Turismo Torino decidono di far fronte comune nei contenziosi sui fatti del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. Affronteranno insieme le cause e pagheranno chi avrà diritto al risarcimento, indipendentemente dagli esiti del processo penale e dalle responsabilità, e faranno fronte unico anche per rivalersi contro gli altri responsabili, a partire dal Ministero dell'Interno. Fatto di cronaca a Torino, lo racconta Repubblica in particolare. Una fattorina, lavorava a Palazzo di Città, di 63 anni, incoronata di Sipio, si è uccisa buttandosi dal 3° piano del Palazzo di Città. Aveva 63 anni, da un paio di mesi lavorava negli uffici comunali. Per curarsi aveva tardato i pagamenti dell'affitto, temeva lo sfratto. Con lei vivevano figlia e nipotina. La malattia l'aveva depressa, non sopportava l'idea di non essere in regola con il pagamento dell'affitto. Per la cronaca ancora, andiamo invece di nuovo al secolo XIX, l''ndrangheta nel Tigullio, infiltrazioni 'ndranghetiste a Lavagna, chieste condanne per 130 anni. Per la procura gli ex sindaci Mondello e Sanguinetti avrebbero favorito l'endrine, i capicosca avrebbero sostenuto i politici in cambio di appalti per i rifiuti. Oggi la parola alle difese. Inizia il legale dell'ex parlamentare Mondello. Mentre da Roma il Policlinico Umberto I, ex dirigenti devono risarcire 16 milioni per l'evitazione dei costi di alcuni lavori. Per la realizzazione di 2,7 chilometri sotterranei del Policlinico Umberto I si sono sprecati 16 milioni 390 mila euro. La Procura della Corte dei Conti ha chiuso l'inchiesta. 14 ex responsabili sono chiamati a risarcire il danno. Proliferarono le varianti, si moltiplicarono i collaudi, lievitò il prezzo degli interventi. Gli ex dirigenti devono cacciare 16 milioni. A Palermo invece, una conta Repubblica, gli spaccavano le ossa per truffare le assicurazioni, 2 milioni di euro in 2 anni.
ridevano mentre le loro vittime urlavano per il dolore. Dalle intercettazioni degli inquirenti i racconti dell'orrore. Torniamo a Milano però con il Corriere della Sera. Si allarga l'inchiesta su soldi e politica, shock in Confindustria e accuse a Forza Italia, finanziamenti illegali. Nel mirino la campagna europea, insorgono i 5 Stelle, Bonometti toglie credibilità alla categoria, dice il Movimento 5 Stelle. L'eurodeputata azzurra si difende, non c'era alcun motivo di trovare eventuali consulenze false per sostenere la candidatura. Mentre l'indagine, che era partita l'altra settimana, prosegue. I contatti di Zinna con Altitonante, fingevo di ascoltare, dice Zinna. Nell'urbanistica ha interrogato il direttore comunale. Franco Zinna è direttore del settore urbanistica del Comune di Milano e dice: fingevo di ascoltare Altitonante. Non ero d'accordo con lui. Si smarca, insomma. Mentre sempre dalla cronaca milanese del Corriere della Sera, 50 anni di Mistero Buffo, il capolavoro di Dario Fo, torna nella stessa aula in università dove debuttò nel maggio del 69. Un appello anche agli studenti di allora. Mentre c'è un servizio sul Gratosoglio dove una rete di cooperative sociali ha riqualificato un complesso immobiliare abbandonato al degrado. In questo centro lavoreranno 250 persone tra solidarietà e servizi. Sono impronte che segnano il riscatto. Ma non sarebbe mica bello una sorta di welfare cittadino, recuperare gli immobili, altro che lasciarli nelle mani di occupatori di sinistra o di destra e poi arrivano i cardinali elettricisti. Recuperare gli spazi pubblici e utilizzarli per il bene pubblico, fare welfare e stipendiare anche le persone che ci lavorano, perché no? Si crea lavoro e si fa benessere sociale, o no? Mentre qualcosa di nuovo, anzi di antico, è il Leonardo mai visto, il percorso che raccoglie Leonardo da Vinci le esposizioni del Castello Sforzesco per il 500° della morte di Leonardo. La mostra sarà visibile fino al 12 gennaio tutti i giorni, tranne i lunedì, dalle 9 alle 17:30. Ingresso con biglietto unico a 10 o 8 euro. Prima domenica del mese 5 euro, gratuito under 18 e ogni primo e terzo martedì del mese dopo le 14. Riapre al pubblico dopo i restauri la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, sotto 13 strati di intonaco, i disegni mai visti di Leonardo. Interessante molto deve essere il soffitto della Sala delle Asse come appare oggi. Resterà aperta in via eccezionale per 8 mesi, dopodiché riprenderanno i lavori di restauro. Con questo lasciamo il Corriere della Sera in cronaca milanese, andiamo al Giornale. Sesto San Giovanni, casa negata a uno straniero, il TAR dà ragione al comune, lo vediamo meglio dopo la pausa. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro.
Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi ancora ben soleggiato al mattino, poi formazione di cumuli sui monti. In serata cielo via via coperto. Locali temporali nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi e Appennino Pavese. Venerdì molto nuvoloso o coperto, al mattino e nel primo pomeriggio asciutto sulla pianura, poi rovesci e piogge diffuse. Nella notte temporali anche di forte intensità. Sabato molto nuvoloso o coperto, piogge su tutta la regione al mattino e nel pomeriggio, poi localmente asciutto, temperature massime in diminuzione. Tendenza domenica e lunedì molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali, a tratti asciutto e temporanee fierite. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. E torniamo adesso alla cronaca milanese del giornale. Come dicevamo, a Sesto San Giovanni, casa negata a uno straniero, il TAR della Lombardia dà ragione al comune e respinge la domanda dell'extracomunitario contro l'annullamento della domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare per mancanza di un requisito. Il cittadino di origini marocchine non ha indicato nella domanda se fosse in possesso di proprietà o altri diritti reali di godimento su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare in territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non europei devono produrre documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel paese di provenienza. Il comune di Sesto San Giovanni ha dimostrato che il cittadino marocchino non aveva fornito prova dell'assenza di case di proprietà nel proprio paese d'origine. Il TAR non ha potuto fare altro che prendere atto della corretta applicazione del regolamento regionale sull'assegnazione alloggi popolari da parte del comune. Questa nuova sentenza, dice l'assessore leghista Claudio D'Amico, dimostra il successo del nostro modello, l'inflessibilità nelle procedure, la richiesta di documenti sulle proprietà all'estero tutelano italiani e stranieri in regola. Mentre il PD e il sindaco si appendono agli striscioni anti-Salvini. La sinistra è alla frutta, scrive il giornale. Il sindaco Sala ha detto: se rimuovono gli striscioni mi farò sentire. I No Global sabato in piazza. Poi c'è un'altra vicenda di cronaca, droga tra polli e trafficanti, 23 in manette, legami parentali. La polizia ha sgominato a Milano un gruppo di 17 parenti marocchini trafficanti di droga. A Seregno i carabinieri arrestano una famiglia di 6 persone, anche la nonna nascondeva cocaina nel pollaio. Dal Corriere della Sera invece torniamo brevemente per segnalare il nuovo inserto sulla salute. Ragazzi in fumo è il tema d'apertura. In che modo possiamo salvarli? Cominciano sempre prima a fumare, a svapare, le parole giuste per spiegare loro quanto male si fanno e per aiutarli, scrive il Corriere della Sera. Ma andiamo velocemente adesso a Repubblica. 2 sono gli argomenti di apertura: sfiduciati dallo spread, supera quota 2,90, i dubbi sulla tenuta del governo, sulla pelle degli elettori, scrive Sergio Rizzo. E poi Salvini, naturalmente, ha aperta un'inchiesta sui voli di Salvini, Corte dei Conti. E perché nessuno chiede la verità al capitano? C'è un fragoroso silenzio, scrive Massimo Giannini, intorno all'incredibile vicenda del capitano volante, cioè Salvini, svelata ieri su Repubblica. In qualunque altra democrazia, un vice premier che ogni giorno schiuma, rabbia contro le ONG taxi del mare, poi usa gli aerei della polizia come la sua car to go elettorale, sarebbe stato costretto a dare spiegazioni. Poi ce n'è una bella in prima pagina su Repubblica, Natalia Aspesi che ragiona così: io difendo Alain Delon anche se è odioso. Sapete che a Cannes non vogliono dare il riconoscimento, la carriera ad Alain Delon come attore. Indubbiamente, scrive Natalia Aspesi, indubbiamente Alain Delon sì, è fascistissimo, imperdonabile amico del vecchio Le Pen, odioso nemico dei gay e dei loro diritti, sprezzante maschilista. Molestatore però non credo ci fosse donna allora che non lo avrebbe lasciato fare contentissima. È inquietante perfino se prendiamo sul serio sta roba come ragionano.
Siccome è uno schifoso, è un odioso nemico dei gay e dei loro diritti, è uno sprezzante maschilista, ma se metteva la mano addosso a una donna, allora tutte l'avrebbero lasciato fare, contentissime. Così ragiona Natalia Aspesi, incredibile. Ma comunque andiamo alle 2 pagine dedicate a Salvini. La protesta delle lenzuola che insegue Salvini in tour è il primo pezzo, con un'intervista a Francesco Micheli, fondatore di Fastweb e di GenExtra, società di investimento nelle biotecnologie, finanziere, inventore del Mito, il Festival internazionale della musica Milano-Torino. Il ministro lasci stare balconi e divise, è rischioso sdoganare certa gente e fa perdere voti. In autunno con la finanziaria, quando sarà finita la selfite acuta, i nodi verranno al pettine, bisognerà risolvere i problemi all'Italia Ilva Banche. L'altra questione è quella dei voli di Stato per i comizi. Si indaga sul capitano. La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo dopo l'inchiesta di Repubblica sui suoi spostamenti. Lui dice: non voglio fare il ministro in ufficio. 211, scrive Repubblica, i viaggi del vice premier Salvini, messi nel mirino appunto da Repubblica. Da Repubblica passiamo alla Stampa di Torino, l'apertura con Angela Merkel che dice: la mia Europa saprà difendersi da Salvini, ma anche con la svolta dei 5 Stelle sul debito pubblico. Sui conti garantiamo noi, siamo una forza responsabile. Di Maio spinge il movimento verso il centro. Ma l'apertura appunto è su Angela Merkel, che si dice preoccupata per l'Unione Europea. L'intervista è a La Stampa, Le Monde, insieme a Le Monde, Guardian, la Gazzetta polacca, Europa e Süddeutsche Zeitung, oltre che l'Avanguardia spagnola, catalana. Preoccupata per l'Unione Europea, dobbiamo difenderne i valori. Salvini non può entrare nel PPE, cosa che non ha intenzione peraltro di fare. La leader tedesca chiude alla Lega, nessun punto in comune. A Weber, il presidente del Partito Popolare Europeo, non servono i suoi voti, quelli di Salvini. Spero che l'Italia trovi la strada per una maggior crescita, la stabilità dipende da tutti. Con Macron rapporto complicato, ma troviamo sempre compromessi. Nel mondo quasi 70 milioni di persone sono in fuga, i migranti, e l'Unione Europea doveva farsi carico di 1 milione di loro. Sui paesi più deboli è il debito. Le riforme in Grecia, Spagna, Portogallo si sono rivelate giuste. I valori politici della Turchia sono diversi, ma vi sono interessi comuni. Weber è il candidato di punta. Mi adopererò perché diventi presidente della Commissione europea. Così La Stampa riassume le considerazioni di Angela Merkel. Nei popolari io non ci penso nemmeno, dice il vice premier Salvini, mentre verso le elezioni, scrive ancora La Stampa, Italia e Francia sono dominate dalla paura, in 10 anni l'Unione può dissolversi. Un sondaggio nei paesi europei sulla qualità della vita: per il 50% i bambini vivranno peggio, dicono gli interpellati, mentre Salvini insiste e lo spread risale. Questo è un altro bellissimo titolo. E poi sul debito la svolta moderata di Di Maio, basta sparate, più ragionevolezza, dice lo stesso Di Maio. Lasciamo La Stampa, andiamo al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano apre sul popolo degli striscioni, naturalmente la fantasia contro Salvini. Da Catanzaro la protesta dei balconi sale al nord, prime indagini su chi li espone. Nuovi girotondi, dice Revelli, ma più popolari. Sono più popolari di una volta. Così dice Marco Revelli, interpellato dal Fatto Quotidiano. Si moltiplicano le lenzuola appese. Da Campobasso a Milano la nuova opposizione al capitano Salvini passa da qui. Lite Salvimaio che noia, scrive Antonio Padellaro, meglio Magalli Volpe che snob. E poi a centropagina Venezuela, l'embargo degli Stati Uniti blocca le cure ai bimbi leucemici, cooperazione in Italia. Poi c'è la Mazzetta come Confindustria, lei deve avere per poi dare. L'europarlamentare candidata di Forza Italia è indagata col numero 1 degli industriali lombardi, finanziamento illecito, consulenza da 31.000 euro e anche una seconda operazione nelle intercettazioni. Poi ancora su Repubblica 2 articoli che tirano in ballo la Lega. Prima i romeni, il leghista e l'affare delle Hogan false. Prima i romeni, i guai di Lucentini, candidato di Salvini alle europee, ex AN, coordinatore del partito nelle Marche, con la tutela del Made in Italy. Il leghista e gli affari delle Hogan false, racconta Sandra Murri. Marchio contraffatto.
2 suoi soci sono finiti agli arresti domiciliari per aver taroccato calzature. L'inchiesta della procura di Fermo, che ha coinvolto i soci del candidato leghista alle europee per la circoscrizione centro Mauro Lucentini, risale al 2011. L'organizzazione, di cui leader era considerato l'imprenditore commercialista Edrio Mancini, socio di Lucentini, era accusata di aver immesso sul mercato più di 50.000 paia di Hogan contraffatte, ricavando proventi illeciti per 2 milioni. Tra gli imputati anche Floriano Perticarini, socio di Lucentini in un'altra società. Lotta dura alla contraffazione, difesa del Made in Italy, una delle tante promesse lanciate da Matteo Salvini da Montegranaro, provincia di Fermo, distretto calzaturiero il più grande d'Europa, tra gli applausi della folla, compresi quelli del suo candidato alle elezioni europee, Mauro Lucentini, ex AN, poi Storace, ora coordinatore provinciale della Lega, responsabile regionale del tesseramento. Parole ardue di Salvini per un candidato che in tema di contraffazione e Made in Italy vanta frequentazioni. 2 suoi soci sono finiti negli arresti domiciliari per l'inchiesta Olimpia, associazione delinquere per produzione e commercializzazione di calzature con marchio contraffatto. Sempre poi dal primo piano del Fatto Quotidiano, il Movimento 5 Stelle a picchi, il sottosegretario leghista: perché non fermi le bombe all'Arabia Saudita, cioè l'export delle armi all'Arabia Saudita, bombe per lo Yemen, guerra in Parlamento. I 5 Stelle chiedono risposte al sottosegretario Picchi, leghista. Lasciamo il Fatto, andiamo alla prima pagina della Verità. Anche Di Maio si iscrive al partito dello spread. La metamorfosi dei grillini, sottolinea Maurizio Belpietro. Fino a una settimana fa voleva sforare il 3% del rapporto debito-PIL. Ora che lo dice Salvini, strilla alla deriva populista. L'ennesima giravolta elettorale con l'occhio al partito democratico, scrive Maurizio Belpietro. Si vota e Di Maio salta sul carro dello spread. Solo una settimana fa Di Maio predicava l'infrazione dei vincoli di bilancio. Ora però non esita a rimproverare il collega leghista che attacca la regola del 3%. È solo l'ultima delle giravolte sul tema per fare cassa alle urne. Quando accompagnò il flop di Cottarelli, il differenziale era visto come una manna. Chissà se la nuova modalità moderata sopravviverà dopo il 26 maggio, scrive Maurizio Belpietro. E mentre Conte tentenna sull'IVA, il Movimento 5 Stelle flirta col PD sull'austerità. Il Premier dice: evitare l'aumento non sarà semplice, ma ci proveremo. Salvini lo brucia. È impensabile aumentare l'IVA, dice Salvini. Intanto Di Maio frena sullo sforamento del 3%, copiando la solfa del PD. Scoppia il caso del decreto sicurezza bis. In primo piano l'altra botta a Forza Italia, Comi indagata per i soldi da Bonometti, il presidente della Confindustria Lombardia, e poi l'Unione Europea, amata da Zingaretti, lo vuole stangare perché discrimina i Rom. Per Bruxelles il Lazio, scrive Mario Giordano, penalizza i nomadi nell'assegnazione delle case popolari. Il surreale cortocircuito produrrà una multa, scrive Mario Giordano. In effetti la notizia è riportata anche dal quotidiano Il Tempo stamani. L'Europa manda in tilt la sinistra filo-europea perché accusa il Lazio di Zingaretti di discriminare i Rom. Bruxelles apre una procedura pre-infrazione e accusa la regione Lazio, presieduta da Zingaretti, di penalizzare i nomadi nell'assegnazione delle case popolari. In primo piano, a proposito di irregolari, la prodezza del cardinale Krajewski, il cardinale elettricista, show gender nel palazzo degli abusivi protetto dal cardinale, scrive La Verità. Party gender e concerti rave nel palazzo occupato e miracolato dal cardinale. Nello scantinato dello stabile a cui Monsignor Krajewski ha ridato illegalmente la luce, una ricca agenda di eventi, per nulla in linea con le posizioni della Chiesa Cattolica. Intanto, da segnalare ancora sulla Verità l'articolo di Fabio Dragoni sull'economia, le false lezioni di Alesina e Giavazzi, i 2 bocconiani editorialisti del Corriere della Sera, giocano sporco sul nostro debito e citano Spagna e Portogallo come esempi di bilanci virtuosi. Peccato che abbiano segnato il record di spesa in deficit questi 2 paesi contro l'ortodossia europea. E ancora in primo piano sulla Verità, sul debito il Corriere della Sera gioca ancora alle 3 tavolette, scrive sempre Dragoni.
mentre la ministra Trenta taglia i missili. L'Italia non potrà ospitare i capi di Stato. La Trenta taglia le batterie di missili, non potremo ospitare i presidenti. La difesa terra-aria ha 40 anni e va in pensione a fine 2020. 500 milioni per l'ammodernamento sono scomparsi. Senza non si organizza né un G7 né i funerali di un Papa e ci inimichiamo Stati Uniti e NATO. Marcello Veneziani si occupa di Fabio Fazio, che non va censurato ma confinato a Telepus. PUS è il partito unico della sinistra, reparto infettivi. Per liberarsi di Fazio e C va creata Telepus. Il maestro della faziosità televisiva non va censurato, sarebbe un errore, un gesto controproducente. Per farla finita con la propaganda a spese nostre, occorre ripristinare un canale in cui piazzare il partito unico della sinistra. Conosciamo sulla pelle delle nostre idee com'è infame la censura, brutto essere silenziati. Per questo siamo contrari a ogni chiusura. Infine, sempre dalla prima pagina della Verità, quanti sgambetti contro la marcia per la vita, dice la presidente Virginia Coda Nunziante, la presidente della Pro Vita. La dittatura del politicamente corretto ci vuole muti. Mentre questa è curiosa, racconta Giacomo Amadori, Papa Bergoglio nomina il parroco dei Renzi nuovo vescovo di Prato, carriera anche per il prete dei Renzi. Bergoglio lo nomina vescovo di Prato. Don Giovanni Nerbini, confessore della famiglia Renzi, chissà quante ne sa, ha ottenuto un ruolo di grande rilievo. Il giorno dell'arresto andò a casa di Babbo Tiziano, che ha sempre difeso. Metterei per lui 2 mani sul fuoco, ha detto il neo vescovo di Prato. Lasciamo con questo anche la Verità, andiamo a Libero. Salvate il capitano Matteo e l'implorazione di Renato Farina. Contro Matteo Salvini un plotone di esecuzione. Salvini subisce aggressioni quotidiane da avversari politici, giornali, banche. Gli danno la colpa di ogni cosa negativa. Deve tener duro, la maggioranza silenziosa è con lui. E sempre sul tema, Vittorio Feltri, la manfrina Lega 5 Stelle ormai ci ha stroncati. Tutti ce l'hanno a morte con Salvini, scrive Vittorio Feltri, specialmente i tromboni 5 Stelle, oltre chiunque sia di sinistra. A me personalmente non importa nulla della Lega, però mi sembra strano che contro di essa per le elezioni si sia schierato un plotone di esecuzione che fa fuoco ogni 5 minuti. Il Carroccio avrà i suoi difetti, ma gli attacchi che subisce sono sproporzionati alle sue eventuali colpe. Sparano su Matteo perché ha un'amorosa nuova, mangia la Nutella e il salame, indossa le felpe della polizia, organizza comizi, sta poco al Viminale, molto in piazza. Imputazioni del cavolo, non producono scalpore se non nei suoi avversari privi di argomenti. Il problema è che quest'uomo gode dei consensi di tanta gente, la quale non ne può più dell'immigrazione selvaggia e spera che egli sia capace di stroncarla definitivamente. L'Europa ci impone di ospitare qualsiasi balordo straniero, il PD pretende lo ius soli, che nessuno sa cosa sia, scrive Vittorio Feltri. Il Movimento 5 Stelle ogni momento polemizza con i leghisti. Siamo stanchi, fatelo cadere il maledetto governo che si regge su un contratto pieno di vaccate. Sempre da Libero in prima pagina, Miriam Romano sulla laurea facile che si prende fuori dall'Italia, da medicina a legge. All'estero le lauree facili, opportunità in Romania, in Bulgaria, Spagna, Albania e Svizzera con rete dagli 8.000 euro in su, da medicina ad architettura, le facoltà senza numero chiuso, le lauree facili all'estero. E poi ancora la sanità privata che costa meno di quella pubblica, un esame su 2 è più caro negli ospedali statali, scrive ancora Libero in prima pagina. E poi a chiudere la prima pagina l'articolo di Azzurra Barbuto, che poi sarà con noi dopo le 9:15, ma per parlare di mafia. 2 articoli ha scritto su questo tema nei giorni scorsi. Un errore fatale, pagare per spingere un figlio. In America va di moda come da noi sborsare per aiutare la prole. Il fatto di cronaca da cui si parte è questo: $25 milioni, un giro di tangenti pagate da 33 genitori americani per garantire ai propri figli l'accesso a prestigiose università o squadre di calcio, tennis e pallavolo, pur non avendone i requisiti. Chi paga per spingere un figlio commette un errore fatale. Genitori facoltosi sborsavano per far entrare i pargoli in scuole o squadre prestigiose. Così si impedisce ai giovani di misurarsi con le difficoltà e quindi di crescere. Ma andiamo anche alla prima pagina del quotidiano nazionale. Vietato alle minori, basta Lolite in passerella, alt dal guru del lusso Pinot, fate come noi, soltanto ultra diciottenni, over 18, nel mondo della moda. E Pinot che prende questa
iniziativa, basta modelle minorenni in passerella. A partire dal 2020 i brand del gruppo Kering Pinot lavoreranno soltanto con le ultra diciottenni, con le maggiorenni insomma. C'è anche in prima pagina sul Giorno il ricordo degli 80 anni di Livio Berruti, molti lo ricorderanno, la mia vittoria segnò l'inizio del boom economico, gli 80 anni di Livio Berruti, l'oro a Roma nel 1960, metafora del paese che rinasceva. All'epoca, dice Berruti, non capii subito la portata dell'impresa, poi un prete mi raccontò che un volo di colombi accompagnò la mia vittoria olimpica. E sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale, da Padova, 2 cadaveri in casa pur di avere la pensione, da anni custodiva i corpi di madre e zio e ogni mese riscuoteva gli assegni, scrive il Quotidiano Nazionale, nasconde 2 cadaveri per la pensione. Un uomo di 55 anni teneva in casa i corpi della madre e dello zio. Poi c'è un altro titolo che è inquietante: SOS infezioni negli ospedali, in 13 anni sono triplicati i morti, dice l'Osservatorio della Salute. In Italia il 30% delle morti di tutta l'Unione Europea. È una vera strage, ma il fenomeno resta sottovalutato. Serve una stretta sugli antibiotici senza ricetta. Il dato è da strage. In Italia è boom di infezioni ospedaliere. Il numero di morti a causa di infezioni è triplicato in 13 anni, dice il rapporto Osserva Salute presentato ieri. Siamo passati da 18.668 morti nel 2003 a 49.301 nel 2016. È il 30% delle morti per sepsi nell'intera Unione Europea. Il direttore dell'Osservatorio Nazionale Salute, Walter Ricciardi, dice: quella delle sepsi in ospedale è una vera emergenza, eppure il fenomeno resta sottovalutato. Per esempio, applicando il piano nazionale contro l'antibiotico resistenza, rimasto lettera morta, si potrebbe affrontare la situazione, dice l'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Infine, sempre dal Giorno, per quanto riguarda la politica, il commento di Michele Brambilla, rissa politica e par condicio, che parte dai primi 3 titoli di un importante TG delle 19. Nervi tesi nella maggioranza, opposizione all'attacco, effetto spread, con inchiesta su un politico per tangente. Stiamo parlando dell'edizione di ieri, potrebbero essere anche i titoli dell'altro ieri, una settimana, un mese fa, qualche anno fa, domani, dopodomani. Non è colpa del TG. È che la politica è questa da un pezzo, poi ci si sorprende se la gente è stufa e diserta le urne, ma è compito di noi giornalisti raccontarla la politica, tanto più ora che si avvicinano le elezioni importanti per l'Europa e per i cambiamenti di governo. Tutto sta a vedere come raccontarla. Abbiamo deciso, scrive Michele Brambilla, il direttore del Quotidiano Nazionale, noi abbiamo deciso di star fuori dal clima di rissa. Diamo conto delle risse che ci sono, se ci sono, ma non le alimentiamo. Questo giornale ha la fortuna di essere di proprietà di un editore puro, che non ha altri interessi se non vendere i giornali. Ci possiamo permettere di non prendere le parti di alcun partito né di lobby. Ci possiamo permettere di applicare la legge sulla par condicio prevista per le TV. Come vedrete da oggi, alle pagine 4 e 5, daremo a tutti i partiti in lista per le europee il medesimo spazio fino alla chiusura della campagna elettorale. Non vuol dire che se c'è una notizia non se ne dia conto in altre pagine, non vuol dire che non prenderemo posizione su singoli argomenti, vuol dire che per tutto ciò che riguarda la cronaca elettorale resteremo equidistanti a tutti i partiti. È una promessa di imparzialità. Così il direttore del Quotidiano Nazionale. Poi alle pagine 4 e 5 appunto ci sono le pagine dedicate a Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico, Forza Italia. Lasciamo anche il Quotidiano Nazionale per andare alla prima pagina del giornale. L'Italia fuori controllo è il titolo d'apertura, il fallimento giallo-verde. Lo spread torna a quota 2,90, Conte ammette l'IVA aumenterà. Ma i magistrati inseguono una fattura regolare di Lara Comi, regolare, scrive il giornale ipse dixit, mentre il pupazzo di Zorro rubato a Salvini diventa l'ultima mania dei social. La curiosità nel libro intervista scatena il web. Il pupazzetto di Zorro rubato a Matteo, il web sorride. È stato l'episodio raccontato nel libro Io sono Matteo Salvini, scritto da Chiara Giannini, pubblicato dal piccolo editore bandito dal Salone del Libro di Torino. Ha suscitato grande ilarità in rete un passaggio di questa intervista a Salvini. Il passaggio rimbalzato su Facebook è questo: di ingiustizie nella vita ne ha subite anche lui sin da piccolo, quando racconta ironicamente che all'asilo gli rubarono il pupazzetto di Zorro.
L'episodio ha colpito l'immaginazione dei frequentatori dei social, che si sono subito esibiti in battute e parodie seguendo l'hashtag Zorro, che ha scalato le classifiche dei trend. In primo piano poi il Vaticano, che ha riacceso i rave con droga e sballo nel palazzo romano di 11.000 metri quadri occupato da 500 abusivi, in cui l'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, ha riallacciato l'energia elettrica. Si svolgono attività di tutti i generi, spuntano anche una discoteca per rave party, un ristorante senza permessi, mentre sempre dal giornale un altro dato: un tumore può costare 40.000 euro, il costo delle cure, il tema affrontato da Maria Sorbi, il rapporto sull'oncologia italiana, quando la salute è un lusso. Curare un tumore costa 40.000 euro all'anno, terapie, visite non coperte da ticket, trasporti e ricadute sui familiari. Servono più risorse. In primo piano sul giornale anche l'articolo di Paolo Guzzanti sul quotidiano Repubblica, di cui fu vice direttore: sogna fascismi e dimentica Brigate Rosse e Prima Linea. Così scrive il Paolo Guzzanti su Ezio Mauro, per 20 anni direttore di Repubblica dopo Scalfari. Ieri ha scritto un articolo intitolato Normalità del fascismo 2.0. La tesi è che non importa se non esiste alcun rischio reale di ritorno al regime mussoliniano. C'è poco da discutere, argomenta Mauro, se i sedicenti neo-post-fascisti siano o no fascisti, perché sono loro stessi che si definiscono fascisti. Dunque lo sono, vanno considerati e trattati come tali, eccetera. Questi temi di prima pagina del giornale. Andiamo però in prima pagina su Italia Oggi. L'attuale direttore della Repubblica, Carlo Verdelli, scrive Italia Oggi nella rubrica Diritto e Rovescio, racconta nel suo interessantissimo libro dal titolo Roma non perdona, come la politica si è ripresa alla RAI, la sua avventura alla RAI, che si concluse in poco tempo con le sue dimissioni. La tesi di Verdelli è che nessuno può farcela a gestire la RAI, un corpaccione capace di disarcionare chiunque. Ricorda che fallì perfino Luigi Gubitosi, pezzo grosso, che aveva al suo attivo master prestigiosi, aveva lavorato ai massimi livelli a Merrill Lynch negli Stati Uniti, era stato direttore finanziario Fiat. Per riequilibrare i conti, Gubitosi aveva previsto l'esubero di 300 giornalisti. Non ce la fece. In compenso si è appreso che il successore del successore ha assunto adesso in RAI altri 69 nuovi giornalisti. Non solo non si tagliano gli esuberi, si infoltiscono i ranghi già obesi, nell'indifferenza di tutti, scrive Italia Oggi. Pagina 2, il pezzo di Sergio Luciano, provocazione post-sessantottina contro il diritto di proprietà, Papa Bergoglio e il cardinale elemosiniere. Non è bello fare la carità coi soldi degli altri, scrive Sergio Luciano. Domenico Cacopardo invece analizza il quadro politico. Lega e 5 Stelle si sono auto-ammaccati, la lotta fra i due alleati di governo ha finito per mettere all'angolo entrambi, ma per il momento Salvini è messo molto peggio. I sovranisti della medesima area leghista di Austria, Ungheria, Germania, Polonia, Cechia sono contrari all'idea di Salvini di sfondare le paratoie poste ai deficit nazionali, consapevoli che l'Italia è il buco nero dell'Unione e occorre imporle una politica di austerità feroce. Gli stessi sovranisti non intendono partecipare alla redistribuzione degli immigrati, avendo abbracciato l'idea che chi ha avuto e perciò occorre guardare avanti. Così su Italia Oggi, mentre il Salone del Libro dell'anno prossimo si appresta a invitare come ospite d'onore l'Iran, che è un regime che calpesta la libertà di espressione, imprigiona gli intellettuali, tortura un avvocato colpevole di voler difendere le donne. A essere onorata con l'invito ufficiale dell'Iran al prossimo Salone del Libro di Torino non sarebbe l'immensa cultura iraniana e le decine e decine di scrittori che periodicamente vengono censurati dal Ministero della Cultura di Teheran perché non in linea con l'ideologia del potere. No, a essere onorato, scrive Doran Gray, sarebbe un regime che, come noto, finanzia il terrorismo internazionale, considera la vita della donna metà di quella dell'uomo, tiene in carcere decine di prigionieri politici colpevoli di avere protestato in favore dei diritti umani contro la pena di morte o di avere rifiutato di diventare agenti dell'intelligence iraniana. Dunque il Salone del Libro di Torino anno prossimo, ospite d'onore l'Iran, regime che calpesta la libertà di espressione. Andiamo sempre su Italia Oggi a un altro tema che ci riporta alla politica interna con il professor Gianfranco Morra, che guarda la scena politica italiana. Salvini primo ma zoppica un po', mentre i 5 Stelle sono riusciti a bloccare le perdite. Sono i sondaggi degli istituti di ricerca. Nell'ultimo mese la Lega
Ha perso voti molti, scrive Morra, agli errori di Salvini. Ad esempio, numerosi leghisti del Lombardo-Veneto non nascondono il nervosismo, non riescono a capire come il governo abbia votato il disastro del reddito di cittadinanza anche col voto di Salvini, mentre Di Maio ha sempre combattuto il TAV, la flat tax e l'autonomia regionale. In qualche modo in quelle regioni leghiste c'è già un partito dentro il partito, scrive il professor Gianfranco Morra. Nel frattempo Matteo Renzi si mette en marche, ha firmato il manifesto di Emmanuel Macron e ha creato una frattura fra Zingaretti e Calenda. Potrebbe essere l'outsider della Commissione europea. Chiudiamo da Italia Oggi con una cosa curiosa. A proposito di libertà di espressione, a Parigi i quadri amati da Stalin al Grand Palais. Una grande mostra svela l'arte sovietica durante la dittatura staliniana, esposte 400 opere realizzate fra il 1917 e il 1953. Mentre ci racconta Roberto Giardina da Berlino, scendono in sciopero le donne cattoliche in Germania per protestare contro le violenze e gli abusi commessi dai religiosi. Circondano il Duomo di Münster con dei lenzuoli bianchi. E lasciamo Italia Oggi per andare al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore apre con il dato degli ordini industriali. L'industria più ordini, ma lo spread a 292 per le liti nel governo. La domanda estera spinge il fatturato e gli ordinativi dell'industria italiana a marzo rispetto al mese precedente, il che conferma per la manifattura un primo trimestre superiore alle attese, in grado di fornire un contributo positivo al prodotto interno lordo. Nelle tecnologie per la deformazione dei metalli, l'Italia scavalca la Germania, ma le liti nel governo agitano i mercati e lo spread. A proposito di Germania, l'onda dei verdi tedeschi ruba la scena alla destra dell'AfD, di Alternative für Deutschland, con un'intervista poi del Sole 24 Ore da Antonio Tajani e Giuliano Pisapia. In primo piano poi ancora sul Sole 24 Ore un'inchiesta di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, sulla quale torneremo poi, però va segnalato anche un altro titolo sul codice della strada: le nuove regole penalizzano le imprese. Il testo base per la riforma del codice della strada, presentato lunedì in Commissione Trasporti alla Camera, rischia di pesare sui settori produttivi e industriali. A soffrire sono i trasporti eccezionali, col serio rischio di mettere in crisi i comparti più esposti come acciaio e costruzioni. Ma dicevamo dell'inchiesta di Galullo e Mincuzzi: caporali, pistole e clandestini negli atelier cinesi del Made in Italy. Siamo entrati nei capannoni tra Prato e Firenze, dove gli operai cinesi hanno completamente sostituito gli artigiani toscani nella produzione di borse e accessori delle più grandi griffe internazionali della moda. A insaputa dei marchi è un fiorire di illegalità, lavoro nero e violenze. L'inchiesta anzi è molto dettagliata e a pagina 6 potete leggerla oggi sul Sole 24 Ore. Caporali, pistole e clandestini negli atelier cinesi del Made in Italy. Il volto nascosto del lusso. Un viaggio nei capannoni tra Prato e Firenze, dove nascono le borse delle più importanti griffe della moda italiana, estranee agli illeciti, sottolinea il 24 Ore. Subappalti senza regole, condizioni di lavoro degradanti. In 2 mesi la Guardia di Finanza ha ispezionato 10 capannoni del Made in Italy, ma prodotti dai cinesi, insieme all'azienda sanitaria Centro-Toscana e all'Ispettorato del Lavoro. Oggi e domani sul sito del Sole 24 Ore il reportage, le 2 puntate dell'inchiesta multimediale Fiumi di denaro sui capannoni cinesi in Toscana e sul pronto moda nell'area di Prato. Giulio, per lo spazio Parlamento ho parlato con la deputata Arianna Lazzarini, che avrebbe dovuto intervenire adesso, ma si scusa, ha un'emergenza, è crollata una casa nella sua città e quindi è andata sul posto. Abbiamo Laura Cavandoli sulla Brexit come spazio Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, egregi colleghi, gentili colleghe, rappresentanti del Governo. Il referendum consultivo del 23 giugno 2016 ha dato un risultato imprevisto e forse anche pericoloso secondo i vertici dell'Unione Europea. Ha certificato la volontà democratica degli elettori del Regno Unito di recedere dall'Unione Europea. Il popolo britannico ha quindi spinto i propri rappresentanti a intraprendere le procedure negoziali per uscire dall'Unione Europea, previste dal finora inapplicato articolo 50 del Trattato, e hanno poi determinato il noto accordo del 14 novembre 2018 fra la Premier May e il negoziatore delegato dall'Unione Europea Michel Barnier.
Questo accordo, il cosiddetto deal, non è stato accettato dal Parlamento inglese e ha generato le problematiche sottese al provvedimento di cui stiamo discutendo, la conversione in legge. L'uscita del Regno Unito dalla UE sarebbe dovuta avvenire il 29 marzo 2019, ma approfittando dell'indugio, chiamiamolo così, di Westminster e per ovviare all'imminente Brexit senza accordo, la cosiddetta hard Brexit, il Consiglio europeo ha dato tempo al Regno Unito fino al 31 ottobre 2019 per approvare l'accordo già negoziato, o per approvare nuove proposte, o per, ed è la soluzione ovviamente auspicata dalla UE, revocare unilateralmente il recesso, eliminando così il risultato referendario e cancellando la volontà popolare. E così il prossimo 23 maggio, data che curiosamente coincide con il termine entro il quale a Westminster si sarebbe potuto approvare il deal, gli inglesi sono chiamati a eleggere i loro 73 rappresentanti al Parlamento europeo. Parlamentari precari, visto che dovrebbero decadere il prossimo 31 ottobre, ma che comunque conteranno sia per determinare le maggioranze all'interno della nuova composizione, sia per votare al pari degli altri anche l'approvazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea. Le imminenti votazioni nel Regno Unito hanno fatto risorgere le intenzioni europeistiche degli sconfitti del giugno 2016, tanto che qualcuno ha definito queste elezioni europee come un nuovo referendum sulla Brexit, evidenziando ancora una volta, facendo affidamento sulla possibilità di revocare il recesso. Quindi nel Regno Unito, come in Italia del resto, ancora una volta è importante e necessario il voto popolare, il voto di tutti quelli che vogliono dire qualcosa sull'Unione Europea. E mentre le istituzioni europee del Regno Unito stanno facendo di tutto perché venga negata la manifestazione di volontà degli elettori di non fare più parte di questa Unione Europea, gli Stati hanno dovuto predisporre atti normativi unilaterali volti a prevenire problematiche, mancanza di tutele, potenziali controversie e assicurare stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano, nonché l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori. Il decreto legge 22/2019, fortemente voluto dal nostro governo, interviene pertanto nelle materie più immediate e rilevanti e lo fa unilateralmente perché, lo ricordo, senza la copertura dell'Unione Europea rivivono interamente gli articoli 10 e 11 della nostra Costituzione, in base ai quali le limitazioni della sovranità nei rapporti fra Stati indipendenti devono essere regolate da accordi bilaterali o trattati internazionali ratificati da entrambi. Inoltre, più volte richiamato l'applicazione del principio cardine dei rapporti internazionali, quello di reciprocità, evitando così le discriminazioni fra i cittadini dei Stati esteri. Se così arrivati a prevedere di assicurare il golden power del governo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, se forniti da soggetti estranei all'Unione Europea, di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia, sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dai soggetti inglesi che cesseranno l'attività ordinaria, prevedendo un periodo transitorio di 18 mesi susseguenti al cosiddetto hard Brexit, se ci sarà. Di regolamentare la permanenza in Italia e la concessione della cittadinanza ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari, di potenziare i servizi consolari ai 700.000 italiani e alle imprese presenti e operanti nel Regno Unito, di applicare ai cittadini del Regno Unito i regolamenti europei per la tutela della salute e le prestazioni di sicurezza sociale, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, di mantenere, sempre a condizione di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute e di salvaguardare la posizione giuridica di studenti e ricercatori del Regno Unito in Italia. Inoltre, a tutela dei risparmiatori dei mercati, si è voluto sia prorogare la garanzia statale sulle passività delle operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione da parte delle banche degli intermediari finanziari con sede in Italia di crediti pecuniari qualificati come sofferenze, sia assicurare l'operatività della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. Quindi, in attesa dell'evoluzione della vicenda Brexit, il governo del cambiamento si è fatto trovare pronto, come sempre, nel rispondere alle esigenze dei cittadini,
come quando ha introdotto una flat tax per le piccole partite IVA, che ha portato all'apertura di 196.000 nuove posizioni fiscali, come quando con la pace fiscale ha liberato i cittadini dai debiti fiscali troppo gravosi, e come quando è intervenuto per evitare le morti nel Mediterraneo, bloccando gli sbarchi e il business dell'immigrazione. Quindi, come nel Regno Unito, il 23 maggio, anche in Italia, il prossimo 26 maggio, gli italiani possono cambiare l'Europa, trasformandola in un consesso che riconosce le problematiche dei singoli stati, che si impegna a presidiare e controllare i confini, che non dimentica di tutelare le proprie tradizioni e le specificità di ogni popolo, limitando la contraffazione e le importazioni di prodotti di scarsa qualità, sostenendo la nostra agricoltura, le autonomie e le condivisioni. Per tutti questi motivi, a nome del gruppo Lega Salvini Premier, dichiaro il voto favorevole alla conversione di questo decreto legge. Grazie. Qui Parlamento. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Allora, lasciamo il Sole 24 Ore con questa inchiesta sugli atelier cinesi del Made in Italy. Va segnalato che all'interno del quotidiano di Confindustria c'è anche un corposo dossier sull'economia. L'economia del mare è un approfondimento che riguarda il settore marittimo, l'economia marittima, un settore non da poco, e che si accompagna anche a altre offerte del genere del gruppo del Sole 24 Ore, che si occupa per esempio della pet economy, decidere di vivere con un animale è anche una scelta economica, della beauty economy, l'economia che ruota attorno al mondo della cosmetica. L'Italia è il quarto mercato in Europa ed è italiano uno dei principali distretti di una filiera da 35.000 occupati che va dalla produzione di make-up e profumi fino al packaging. E della circle economy, l'economia delle 3 R, riduco, riciclo, risparmio, che sta cambiando lo stile di vita e il modo di organizzare le produzioni industriali. La svolta sostenibile che parte dai piccoli gesti quotidiani e arriva ai grandi investimenti finanziari. Sono le prossime uscite di questi approfondimenti, di questi volumetti che trovate con il Sole 24 Ore. L'economia del mare, quella di oggi, che non è da poco per un paese che è interamente circondato dal mare, come appunto l'Italia. Ma completiamo la rassegna stampa di oggi con il Foglio. Il Foglio ospita a pagina 2 il punto di Giulio Meotti sugli ebrei, 100 ebrei sotto attacco a Helsingborg. Siamo in Svezia, laboratorio dell'antisemitismo europeo. Schiacciare i sionisti nella città svedese. Una donna è stata accoltellata, scrive il quotidiano il Foglio, appunto a pagina 2. Dal porto di Helsingborg, nella sud della Svezia, la Danimarca è vicinissima, scrive Giulio Meotti. Appena 10 chilometri separano la svedese Helsingborg dalla danese Helsingor, e nell'ottobre del 1943 lì arrivavano le barche che portavano in salvo gli ebrei danesi. 2 giorni fa Helsingborg ha visto l'aggressione a una donna appartenente alla locale comunità ebraica, accoltellata 9 volte per strada in una delle ore di punta del mattino. Ancora una volta gli ebrei in Europa sono in pericolo, ha detto il capo di Stato israeliano Reuven Rivlin, dopo aver appreso del brutale accoltellamento. Questo episodio, ha aggiunto, ci fa constatare che non bastano le memorie dell'Olocausto, che peraltro stanno svanendo, per garantire la sicurezza delle comunità ebraiche, nel mentre le nostre scuole, sinagoghe e centri sociali vengono trasformati in fortezze. Helsingborg, racconta Giulio Meotti, è un piccolo laboratorio dell'antisemitismo europeo, una comunità piccolissima, soltanto 100 membri su una popolazione di 100.000 abitanti, ma da anni sotto attacco e tensione. Intanto il Movimento 5 Stelle non molla su Radio Radicale, che però è insostituibile, scrive il Foglio di oggi. Tra l'altro ieri si è pronunciato anche Matteo Salvini sulla questione di Radio Radicale e noi alle 10 avremo modo di parlare di nuovo con Maurizio Bolognetti, che è giunto al 78esimo giorno, credo, adesso vorrei essere pubblicato, 77 o 78esimo giorno di sciopero della fame per la vicenda di Radio Radicale, articolo 21. Vedremo di fare il punto comunque su un'iniziativa politica che definire radicale è poco in questo caso. Il Foglio oggi interpella appunto
Chiarelli, Feltri e Merlo sulla questione di Radio Radicale. Paolo Chiarelli, amministratore delegato di Radio Radicale, dice al Foglio che per ora la questione con la RAI è in alto mare. In ogni caso, approvare un'intesa in una settimana è a forte rischio di errori per entrambe le parti. Dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno, lo stanno sigillando dietro il vetro oscurato. La conferma arrivata ieri in Commissione Vigilanza RAI: il 21 maggio scade o non verrà rinnovata la convenzione con Radio Radicale, che dal 94 consente di ascoltare senza filtri ciò che viene detto in Parlamento, in Corte Costituzionale e nei processi più importanti. Il grillino Vito Crimi, Ponzio Pilatesco, scrive il Foglio di oggi, scarica le responsabilità sul collega 5 Stelle Di Maio. Non è di competenza del mio dipartimento ma del Ministero, ha detto Crimi. Ricordo che c'è già un canale istituzionale RAI, GR Parlamento, per le sedute parlamentari. È una duplicazione dell'oggetto della convenzione. Sulla questione oggi il Foglio interpella appunto Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, già consulente RAI, ma anche l'amministratore delegato della RAI, oltre che Vittorio Feltri, il quale dice Radio Radicale nasce con l'idea di stare fuori dal mercato. Il mercato non ha interesse per il processo d'appello sulla trattativa, per le voci dal carcere, per la presentazione del carteggio tra Croce e Gentile, ma la democrazia ne ha bisogno, altrimenti, seguendo quella logica, non bisognerebbe finanziare la ricerca farmaceutica sulle malattie rare. Così ragiona appunto con il Foglio di oggi Mattia Feltri, chiedo scusa, non Vittorio Feltri. Mattia Feltri, editorialista della Stampa e autore della rubrica quotidiana in prima pagina. Comunque di Radio Radicale parleremo dopo con Maurizio Bolognetti al suo 78esimo giorno di sciopero della fame. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Azzurra Barbuto, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Abbiamo citato prima... Eccomi. Buongiorno Azzurra. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Abbiamo citato prima il tuo articolo in prima pagina su Libero, che intanto ci fa capire che le tangenti non si pagano solo in Italia, no? Come, scusami. No, pensavamo di essere per antonomasia il popolo delle persone raccomandate, dei genitori che raccomandano i figli per spianargli la strada. Invece abbiamo scoperto che anche negli Stati Uniti, da Boston a Hollywood, c'è questa pratica abbastanza diffusa, peraltro anche tra le star di Hollywood. Pagare tangenti per garantire ai figli l'accesso alle prestigiose università o altrettanto prestigiose squadre sportive, anche se i figli non ne avrebbero i requisiti. Tu fai un ragionamento che però non è l'oggetto della nostra chiacchierata di stamani, per la quale ci siamo accordati, perché nei giorni scorsi tu scrivi: è un errore fatale pagare per spingere un figlio, perché naturalmente così non si aiutano i ragazzi a crescere, ed è un tema che abbiamo citato prima. Però tu hai affrontato in questi giorni con 2 articoli, e recuperando anche la testimonianza di una personalità molto citata, poco studiata e poco approfondita, anche se famosissima, no? Cioè quella di Giovanni Falcone, l'insegnamento di Giovanni Falcone, che tutti citano, che pochi conoscono, credo. Pochi avranno letto, sono pronto a scommettere, avranno letto anche i suoi articoli su svariati giornali per un lungo periodo, collaborò anche con la Stampa di Torino. Insomma, io credo che pochi abbiano letto anche il famoso libro Cose di Cosa Nostra, no? Ecco, tu hai scritto un primo articolo l'8 maggio scorso a proposito del fenomeno della mafia. Ecco, citavo Falcone perché tu hai ragionato intorno al fenomeno della mafia, che, permettimi, tu dici: sono vissuta vicino all''ndrangheta, perché sei nata a Reggio Calabria, e hai iniziato a raccontare da lì. Però mi pare, Azzurra, che possiamo partire da una premessa, che il fenomeno mafia alla fine sì, se ne parla, ma alla fine anche vale il discorso Falcone, secondo me, no? Si studia poco e si approfondisce poco, e in realtà è poco presente nel dibattito pubblico, se non sotto forma di slogan superficialissimi. Tu cosa credi? Lo penso anche io. Anzi, forse anni fa se ne parlava di più, poi un po' sfumato, perché non essendoci più il sangue, i bagni di sangue che c'erano una volta, che non è indice, questo non è indice del fatto che la mafia è stata sconfitta, ma del fatto anzi che è più forte, che non ha bisogno di risolvere attraverso il sangue, l'omicidio, la violenza bruta,
i suoi affari, le sue problematiche interne, quindi la mafia oggi è più forte, si fa sentire meno, mantiene un basso profilo, nel senso che non ci sono più queste sparatorie per strada. Io mi ricordo quando ero piccola, io avveniva, c'erano spesso i morti per strada e la cosa era sconvolgente, non che adesso non ci siano, però molto meno. Tra l'altro tu Se scrivi, ne parla meno probabilmente per questo. tu scrivi, è la Camorra che casomai è un'organizzazione criminale disorganizzata, non organizzata, Più perché che criminalità organizzata, direi disorganizzata, ecco, perché l''ndrangheta ha una struttura familiare in cui è difficile anche il tradimento, il fenomeno del pentitismo, e si creano dei rapporti stretti in cui è difficile tradire il padre, il fratello, il cugino, il cognato. Invece la Camorra, devo dire che è disorganizzata e per questo avvengono spesso questi fatti di sangue, come quello in cui è rimasta vittima ferita, poverina, la piccola Noemi. Vedi, anche questo modo di colpire così per strada è disorganizzato. Il killer che procede lungo la strada, spara a chiunque, non si vede appunto nelle mafie più organizzate come Cosa Nostra, la 'ndrangheta. Non esistono queste cose. Ecco, tu nel primo articolo che citavo scrivi, tra le altre cose, che il fronte più importante su cui combattere la mafia, da quale combattere la mafia, è quello in senso lato culturale. Per una volta tanto non è un'espressione così generica, no? Perché si tratta, tu dici, di sradicare un certo tipo di mentalità che comporta anche il girare la testa dall'altra parte, fingere di non aver sentito e di non sapere. Gli arresti da questo punto di vista non bastano e dovrebbe nascere nella popolazione un senso di ribellione, il che però richiede un grande coraggio, no? Ecco, questo mio articolo è nato, lo sai, Sì. dal fatto che Salvini è stato ampiamente criticato per il fatto di non essersi recato immediatamente a Napoli dopo l'incidente in cui è rimasta vittima la piccola Noemi. Però secondo me le sfilate dei politici, questa politica a spettacolo serve davvero poco. Ecco, ciò che serve semmai è altro, incidere appunto sulla cultura. Mi è piaciuto molto per questo il filo di quel post che si è schierato apertamente contro quel ragazzo, come si chiama? Piccirillo. Piccirillo. Antonio Quel Piccirillo. ragazzo ha avuto un coraggio, dovrebbe essere lui proprio un esempio per tutti, da nord a sud in generale, anche nei territori in cui non c'è la mafia, un esempio di coraggio. Lui rischiando anche la vita, perché le mafie non perdonano, risolvono tutto appunto attraverso l'omicidio, con la pena capitale. Lui è stato coraggioso, è sceso in strada, si è apertamente schierato e soprattutto ha preso le distanze anche da suo padre, che è un atto anche doloroso se ci pensiamo, perché è un modo un po' di rinnegare il padre, e il padre si ama sempre, è colui che ti ha messo al mondo insieme a tua madre ovviamente, e quindi non è stato facile per lui. Io penso che l'esempio più grandioso sia proprio questo giovanissimo. Ecco, e c'è bisogno di persone come lui. Ecco, tu scrivi tra l'altro che appunto non servono le sfilate dei politici, no? Serve altro, che la gente abbia il coraggio di urlare ai mafiosi basta. Si dice che la mafia sia una mancanza dovuta alla mancanza dello Stato, ma tu scrivi in certe aree qui allo Stato non è nemmeno permesso di accedere e siamo tutti complici. Quel tutti a me mi ha colpito, perché anche in questo caso non è la solita manifestazione retorica, io credo che sia molto vero, siamo tutti complici, ciascuno in diversi gradi, perché in ogni caso e lo scriveva anche Falcone, poi citerò un passaggio, passiamo al secondo articolo dove tu citi anche alcune considerazioni di Giovanni Falcone, e anch'io vorrei recuperare quel libro di cui ti dicevo, no? Cose di Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Marcel Padovani, siamo nel lontano 1991, di lì a Sì, un è anno. proprio quello il libro, è un libro intervista Esatto. a Giovanni Falcone. È imperdibile, diciamo, per chi voglia approfondire la natura della E mafia. poi non è neanche un libro pesante, io davvero lo suggerisco, Esatto. perché è molto interessante, ci sono delle riflessioni acute e direi anche coraggiose, perché Falcone aveva un punto di vista davvero rivoluzionario. Esatto. Ricordiamoci che lui aveva parlato, proprio aveva avuto rapporti stretti con questi pentiti, aveva parlato per anni, ore e ore e ore di colloqui, e quindi ne aveva un po' assorbito
ne aveva compreso la mentalità, i meccanismi mentali, il modo in cui ragionano. Poi Falcone aveva anche il vantaggio di essere nato proprio in un territorio, di aver giocato con quelli che poi sarebbero diventati i grandi boss, quindi in lui c'è anche secondo me l'amarezza di vedere che questi amici qui, questi compagni di giochi con cui giocava nel cortile si sono poi persi, hanno fatto questa fine, perché quando si entra in certe organizzazioni si esce solamente col sangue, è una scelta irreversibile. Ecco, tra l'altro, c'è l'amarezza. Ecco, tra l'altro tu citi un passaggio, più passaggi nel tuo secondo articolo, quello pubblicato martedì scorso, un passaggio importantissimo, interessantissimo e utilissimo, credo, come spunto di riflessione. Quando Falcone dice: io credo nello Stato e ritengo che sia la mancanza di senso dello Stato come valore interiore a generare le distorsioni dell'animo siciliano, cioè il dualismo tra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo e sul clan, la ricerca di un alibi che permette a ciascuno di vivere e lavorare senza riferimento a regole di vita collettive. Il miscuglio di anomia e di violenza primitiva è all'origine della mafia, che altro non è che espressione di un bisogno di ordine, e cioè di Stato. Che è interessante. Sì, è interessantissimo questo punto di vista, perché lui dice: ok, la mafia non nasce dall'assenza dello Stato, non è semplicemente un antistato, nasce dal desiderio profondo del cittadino meridionale di avere delle regole, di avere un ordinamento, di avere delle norme e delle certezze nella sua vita quotidiana. Dalla mancanza di tutto questo, di questo ordinamento, delle norme, delle regole, si affida poi a questi personaggi riuniti in queste organizzazioni. Questa è la genesi anche della mafia. Era necessario dare delle regole, garantire. Dove lo Stato non è stato efficace, si è insediata la mafia, colmandone i buchi e diventando addirittura, come Falcone stesso dice, più efficace e più efficiente dello Stato. Certo. Addirittura quando vengono arrestati i mafiosi, le loro famiglie non vengono abbandonate. C'è l'organizzazione che, come l'INPS, fornisce stipendi, pensioni. Rendiamoci conto con chi abbiamo a che fare, è una struttura radicata, sedimentata e ben organizzata. Ecco, c'è anche la comprensione antropologica del mafioso da parte di Falcone, no? Che tu metti in luce. Questa è la cosa che più mi ha colpito leggendo Falcone. Vuoi spendere due parole su questo? Sì, noi siamo abituati a pensare al mafioso come quello, il mostro con la coppola, la lupara, ignorante. In realtà lui ha un'altra visione, anzi sottolinea anche le grandi doti intellettuali di queste persone, che possono essere anche persone molto intelligenti, addirittura istruite, che però hanno intrapreso questo percorso. Lui poi guarda con dolore e proprio con amarezza il destino di queste persone, perché dice: ok, loro hanno scelto, hanno fatto la loro scelta, però non è una scelta facile, non è stata una scelta facile. Ecco, lui osserva proprio quasi come se fosse affezionato, come si guarda una persona cara che soffre, no? Senza naturalmente condividere le scelte, questo è ovvio. Assolutamente no, però comprendi che è un punto di vista assolutamente rivoluzionario. E devo dire che questa visione più umana dell'uomo mafioso c'è anche nel Padrino. Tu l'avrai visto, sì. Il Padrino è nato da questo libro bestseller, poi è nato il film. Là anche l'immagine di Michael Corleone, che è un personaggio mafioso veramente spietato. Lui addirittura fa assassinare il fratello quando scopre che l'ha tradito, non guarda in faccia nessuno, regola i conti e basta. Però lui anche è visto dal punto di vista umano, perché non voleva seguire le stesse orme del padre, voleva staccarsi e distinguersi dalla famiglia. Infatti aveva studiato, era partito come militare americano, come soldato, era andato in Europa, però poi viene fagocitato dagli eventi e del destino che è comunque ineludibile, il destino del mafioso. Lui, essendo figlio di Vito,
partito deve necessariamente Ecco, porsi tra a capo della l'altro, famiglia. tra l'altro, Azzurra, questa comprensione, diciamo così, antropologica del mafioso, per Falcone è importante per un motivo, perché lui, e lo citi anche tu questo passaggio, se vogliamo combattere efficacemente la mafia, dice Falcone, non dobbiamo trasformarla in un mostro e non dobbiamo pensare che sia una piovra o un cancro, dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia. E Falcone, tra l'altro, nel libro, quanto a questo, dice una serie di cose molto importanti, secondo me, no? Perché quando parla della doppia morale o doppiezza dell'anima siciliana, dice è un retaggio della storia, dai tempi in cui la Sicilia doveva difendersi dal mondo esterno e si inventò un modo di essere che permettesse di resistere all'occupante. Gli occupanti se ne sono andati e ci hanno lasciato però in eredità un temperamento misoneista che è fatto apparentemente di sottomissione, di fedeltà alle tradizioni, ma anche di orgoglio delirante. Il risultato è che i siciliani adottano e assimilano qualsiasi novità, ma in funzione di criteri e di scelte utilitaristiche del tutto personali. Versare poi una percentuale, cioè pagare il pizzo, dice Falcone, e questo per questo dobbiamo riconoscere che siamo come noi, che i mafiosi ci rassomigliano. Versare il pizzo implica, nella migliore delle ipotesi, il riconoscimento dell'autorità mafiosa. E questo c'è una frase che a me ha colpito molto a mia volta quando ho letto quel libro: la mafia non è un cancro che prolifera per caso su un tessuto sano, vive in perfetta simbiosi con una miriade di protettori, complici, informatori, debitori, grandi e piccoli maestri, cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra. E tra l'altro, spesso questi mafiosi godono del consenso della popolazione, dice Falcone. E io credo che questo valga anche per l'espansione della mafia dalle terre d'origine al nord Italia e in Europa e nel mondo. Assolutamente sì, perché allora io innanzitutto dico che questo è lo stesso modus vivendi che c'è in Calabria, quindi Sicilia e Calabria sono unite comunque dalla storia, sono distaccate solo da una striscia veramente impercettibile di mare, quindi c'è una continuità. Io riconosco proprio nelle parole di Falcone tanti aspetti della vita in Calabria. Sicuramente è così come sostiene lui, appunto. Siamo tutti complici alla fine, perché il fatto come si riconosce uno Stato sovrano nel sistema internazionale, viene riconosciuto quando tu accogli l'ambasciatore, così allo stesso modo quando uno paga il pizzo, la tangente, non solo si piega, ma riconosce l'autorità dell'organizzazione. Purtroppo bisogna anche dire che è un costume diffuso, perché pur di non avere problemi si accetta, si cede, si paga, pochi si ribellano, anzi devo dire che negli ultimi anni abbiamo avuto delle persone coraggiose sia in Sicilia, a Palermo, che a Reggio Calabria, anche persone che si sono ribellate e non hanno pagato. E poi hanno subito, appunto, sono sotto scorta o hanno subito comunque spassionatamente Azzurra, per concludere la nostra conversazione non basterebbe una giornata di studio ovviamente per entrare in tanti dettagli, però te lo chiedo appunto, come tu hai iniziato il tuo primo pezzo dicendo io mi ricordo, provengo da una terra nella quale la mafia è una cosa che si capisce bene, non la capisco meglio di altri perché ci ho vissuto. Secondo te oggi lo stato di salute appunto dell'organizzazione, ma ce ne sono diverse appunto, un conto è la Camorra, la mafia siciliana se ne parla ancora meno, in questo periodo sembra quasi che non esista più, no? A parte il latitante Messina Denaro. E comunque, secondo te lo stato di salute delle organizzazioni mafiose oggi è migliore o peggiore rispetto all'epoca Falcone? Per quanto riguarda l''ndrangheta ti posso dire che scoppia di salute come non mai, forse durante il periodo in cui visse Falcone non era così ben sviluppata, ora poi ha avuto l'esploit, addirittura ha superato Cosa Nostra. L''ndrangheta è radicata bene in tutto il territorio nazionale, anche a Milano, perché Milano, la Lombardia è il cuore delle attività della finanza, delle attività economiche, della vita economica italiana, ed è qui che opera, pur mantenendo le basi giù in Calabria, è qui che opera l''ndrangheta, perché queste mafie hanno la caratteristica che vanno lì dove girano i soldi, perché sono interessate appunto solamente al profitto ottenuto in modo illecito, ma anche con qualsiasi mezzo, anche appunto facendo i morti. Allora, quindi,
purtroppo è in salute, l''ndrangheta è molto in salute, anche troppo. Io vedo però che c'è l'impegno da parte della magistratura, della DDA Regina, ma di tutte le direzioni distrettuali antimafia, anche qui in Lombardia, di combattere contro l''ndrangheta, di contrastarla. Veramente i magistrati ce la mettono tutta, ci sono spesso arresti, però è difficile sradicarla. Certo. Perché colpisce, dei soggetti che puoi colpire perché gli strumenti poi normativi sono quelli, però come fai a sradicarla? Certo. Difficile, senti, non impossibile, però diciamolo questo. Appunto attraverso la cultura, il coraggio di ribellarsi, di disobbedire ai padri, di non seguire le stesse orme dei padri, di staccarsi dalla famiglia, così si combatte. ecco, La magistratura non fa i miracoli. Ecco. Antonio Piccirillo dovrebbe essere, secondo me, mediaticamente più rilevante, gli dovrebbe essere dato più rilievo a un gesto come quello, come tu giustamente hai sottolineato. Sì, infatti secondo me questo ragazzo dovrebbe essere davvero premiato. Ha avuto un coraggio che è impressionante. Io riesco a capirlo, perché per me pensare che il figlio di una persona dell''ndrangheta, di un affiliato, possa comunque dire no, mio padre ha sbagliato tutto, è un coglione, scusate la parolaccia, sì. perché lui dice proprio questo, Sì, esatto. è un idiota, cioè poter dire questo è impensabile, che un giovane possa dire questo giù rispetto a suo padre in Calabria, è assurdo. Lui ha avuto il coraggio, è il primo ragazzo che va in TV, scende in piazza, fa i cortei e dice mio padre ha sbagliato tutto, dovete disobbedire ai vostri genitori perché non sempre quello che fanno è giusto. È un gesto forte, infatti andrebbe enfatizzato. Io ti ringrazio, Azzurra, per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie davvero di cuore. Continueremo a leggerti su Libero. Grazie ad Azzurra Barbuto. Grazie. Buon lavoro, Azzurra, a presto. Noi ci fermiamo. Grazie ad Azzurra, ci fermiamo un attimo, poi abbiamo come al solito lo spazio per le vostre telefonate allo 02 66 20 35 29 346 6427 756. Potete cominciare a mandare messaggi sia WhatsApp che SMS e coinvolgeremo anche un prestigioso rappresentante della stampa internazionale. Sto facendo uno scherzo, non pronuncerò mai né il nome né la testata della persona che sta dall'altra parte del vetro, ma che ci sta acutamente osservando. Per cui comportatevi male, perché dobbiamo fare brutta figura come al solito. 02, ripeto, 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Dopo 2 ore di rassegna stampa, lo dico all'amico, qua bisogna anche tirare un po' il fiato, bisogna diventare un po' leggeri, un po' soft, un po' allegri, perché altrimenti le notizie ci impiombano, ci mettono piombo nelle ali. A tra poco. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio